Partiamo? Vai. Va bene. Allora, partiamo per un'altra lunga sessione di fondamenti sostanzialmente di istituzioni di diritto pubblico, perché alla fine di questo si tratta. Allora, la volta scorsa avevamo accennato, lo devo avvicinare, la volta scorsa avevamo accennato a quelle che sono le forme di Stato e le forme di governo. Non sono esattamente la stessa cosa, cioè non è un sinonimo la parola forma di Stato e la parola forma di governo. La forma di Stato sostanzialmente prevede di identificare quali sono le finalità che lo Stato stesso persegue, ad esempio la forma di Stato democratica, mentre la forma di governo ha più a che fare con la distribuzione del potere tra le istituzioni dello Stato stesso. Allora, quando parliamo ad esempio di forma di Stato, possiamo identificare due grandi macroaree, quella democratica e quella non democratica. Di solito all'interno della macroarea della forma di Stato democratica troviamo quella pluralista, socialdemocratica o liberista. All'interno invece della macroarea non democratica troviamo lo Stato assoluto, lo Stato socialista e il cosiddetto Stato liberale, quello Stato dove un po' di libertà erano garantite ma non c'era ad esempio il suffragio universale. Ora, quando parliamo di forme di Stato potremmo non soltanto osservare quelle che sono le finalità seguite dallo Stato stesso, ma anche la sua organizzazione interna. Per cui ad esempio potremmo avere Stati che sono unitari o Stati che invece sono di tipo federale. Lo Stato unitario solitamente si caratterizza o per una struttura, si dice, accentrata, per cui non prevede altre forme di autonomia all'interno dello stesso, ma semmai decentramento amministrativo, oppure per lo Stato cosiddetto regionale, che riconosce anche le cosiddette entità substatali. Il nostro ordinamento è un esempio di Stato regionale, nel senso che noi abbiamo delle altre entità che sono appunto le regioni che godono ad esempio di competenza legislativa propria. Lo Stato federale invece è formato da tante unità che vengono chiamate Stati per l'appunto, che hanno una loro costituzione, hanno una grande autonomia ma sono legate all'interno sono legate all'interno della federazione perché prevale il cosiddetto principio del diritto federale. Quando parliamo di Unione Europea, di cosa parliamo? Visto che anche questa sembra essere un'unione di stati quasi di tipo federale. Allora, da un certo punto di vista l'Unione Europea appare, per esempio, se lavoriamo sotto il profilo del primato del diritto comunitario sul diritto degli Stati membri, appare molto simile a uno Stato federale. Dall'altro lato però non possiamo dire che è una federazione, per cui non è assimilabile, che ne so, a esempi come gli Stati Uniti, perché il primo punto non c'è una Costituzione europea, ci sono dei trattati istitutivi per cui è un'organizzazione internazionale, ma non è certamente una Costituzione di tipo, diciamo, simile a quella che troviamo negli Stati tipicamente federali. In secondo luogo, gran parte delle materie più rilevanti degli Stati sono ancora di assoluta prerogativa statale. Pensate alla politica estera, per esempio, o alla politica di difesa. Non sono certamente state devolute all'Unione, anzi, quando c'è un problema di natura internazionale, lo notate subito quanto gli Stati membri parlino lingue diverse, perché prendono posizioni spesso molto diverse. Quando parliamo invece di forma di governo, parliamo appunto della distribuzione del potere tra le istituzioni, tra gli organi che compongono quello Stato. In questo caso possiamo fare due grandi macro divisioni: da un lato la monarchia, dall'altro la repubblica. La monarchia a sua volta si divide in tre grandi categorie: la monarchia assoluta, l'esempio tipico era il Re Sole, no? L'État c'est moi, io sono lo Stato, dove il re concentra intorno a sé tutti i poteri, quello esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario, decide di tutto, è lo Stato. Poi c'è la monarchia costituzionale invece, dove noi abbiamo un potere legislativo che appartiene a delle Camere, spesso non ancora a suffragio universale, storicamente poi si evolverà, e il potere esecutivo in mano però sempre al monarca, che di nuovo non è eletto da nessuno ma è lì per, diciamo, discendenza divina. E poi c'è la cosiddetta invece monarchia parlamentare, dove il monarca perde ormai qualsiasi funzione, cioè esiste un Parlamento, esiste un capo di governo e il monarca è sostanzialmente colui che rappresenta lo Stato, ma ha una funzione pressoché rappresentativa e di raccordo. Dall'altra parte, sempre all'interno delle forme di governo, troviamo le forme di governo di tipo repubblicano, dove abbiamo, se volete, in parallelo, anche se non sono certamente assimilabili,
la forma presidenziale, quella dove il capo dello Stato è eletto direttamente dal popolo, e dove il capo dello Stato eletto direttamente dal popolo è sia capo di Stato che capo di governo, per cui le due funzioni sono riunite in un unico soggetto. E poi c'è invece l'Assemblea parlamentare. Esempio tipico, gli Stati Uniti d'America, dove il capo di Stato è eletto direttamente dal popolo, ma è affiancato, per quanto riguarda invece il potere legislativo, dal Congresso. Il capo di Stato in un sistema di questo genere è chiaramente un capo di Stato molto forte, perché ha una grande legittimazione popolare, anche se spesso negli Stati Uniti, è già la seconda volta che accade, non è il soggetto che prende più voti, perché nel sistema elettorale statunitense vinci con il numero di grandi elettori negli stati, per cui paradossalmente se in numero assoluto prendi meno voti ma vinci negli stati giusti, diventi comunque presidente degli Stati Uniti, e questo è stato il caso nell'ultima elezione. Trump ha preso meno voti della Clinton ma ha vinto negli stati più popolosi. Ora, il presidente in questo caso non è che ha un potere assoluto, perché comunque il Congresso ha la possibilità di vigilare sull'operato del presidente degli Stati Uniti. Perché deve votare il bilancio per ogni provvedimento, no? Che il presidente prende, per cui se il presidente vuole, farsi promotore di una nuova normativa, che ne so, sull'Obamacare, per eliminarlo, deve anche chiedere però i fondi al Congresso. Se il Congresso li rinega, il presidente s'attacca. Il semipresidenzialismo invece è una forma intermedia tra quella che è la Repubblica parlamentare e la Repubblica presidenziale. Tipico esempio, la Francia, dove noi abbiamo un presidente che è eletto direttamente dal popolo, ma che non è capo di governo, è capo dello Stato, nomina un capo di governo, e poi abbiamo il potere legislativo esercitato dalle Camere. Che fenomeno può verificarsi in questo caso? Quello che si può verificare è il fenomeno della cosiddetta cohabitation, per cui tu hai un capo dello Stato che è di un colore eletto direttamente dal popolo, che chiaramente nominerà un governo del suo colore, e magari hai delle Camere che sono di colore completamente diverso, per cui lì si deve trovare un accordo politico per andare avanti. E poi invece c'è la Repubblica di tipo parlamentare, nella quale il potere legislativo è saldamente in mano alle Camere, al Parlamento, il governo è rappresentativo di una maggioranza parlamentare e il capo dello Stato non è più eletto dal popolo, ma è un'elezione di secondo grado, cioè eletto dai parlamentari, e svolge una funzione di raccordo, cioè non è più potere esecutivo e non ha nemmeno la possibilità di influire direttamente, se non attraverso le prerogative che la Costituzione riserva al capo dello Stato. Ora, se noi dovessimo utilizzare queste macro categorie per descrivere il sistema Italia, noi siamo sicuramente una forma di Stato democratica, perché questi sono i fini che vengono perseguiti in Costituzione, basta leggersi la prima parte, e abbiamo una forma di governo di tipo parlamentare. Abbiamo una forma di governo di tipo parlamentare un po' atipica rispetto ad altre strutture, perché noi abbiamo due Camere che hanno sostanzialmente, pressappoco, non è corretto dire che hanno le medesime esatte funzioni, ma pressappoco hanno le stesse funzioni. Ora, com'è composto il Parlamento della Repubblica? Il Parlamento della Repubblica ha appunto due Camere che hanno pressoché uguali funzioni, ma certamente possiamo dire che c'è bicameralismo paritario. Perché una norma, per poter arrivare allo step della promulgazione, deve essere approvata da entrambe le Camere nello stesso testo. Ora, qual è la differenza tra queste due Camere? Numericamente sono composte in modo diverso, l'una è il doppio dell'altra, 630 deputati, 315 senatori. La Camera dei Deputati ha una, via d'accesso diversa rispetto al Senato della Repubblica. Per poter diventare deputati si devono aver compiuto i 25 anni, e per votare, per cui per esercitare invece il voto attivo, si deve aver compiuto il 18° anno d'età. Mentre per quanto riguarda il Senato della Repubblica, non solo per il voto passivo, cioè per essere eletti ci vogliono 40 anni, ma anche per votarlo devi arrivare a 25 anni. Prima di quella data la scheda per il Senato non te la danno, se ci sono le elezioni politiche. Perché si pensò a questa differenziazione? Allora, due sono le motivazioni che portarono i costituenti intanto a pensare il bicameralismo paritario e poi a pensare queste due Camere in modo diverso. La prima motivazione fu che si riteneva di dover, favorire anche la creazione di una Camera in cui fossero presenti persone più adulte, che potessero dunque ponderare meglio rispetto magari ai più giovani d'età.
i disegni di legge, e per cui ecco lo sbarramento: prima di 40 anni non si può accedere al Senato. Quella doveva essere la Camera in cui erano presenti i soggetti con maggiore capacità di ponderazione, più saggi, mettiamola così, per una questione anagrafica. In più, il bicameralismo perfetto, paritario, fu pensato per evitare la presenza di governi forti. Cioè, era proprio pensato per impedire che vi fosse un governo che potesse in qualche modo esercitare una funzione predominante, perché è chiaro che se tu hai due Camere l'iter legislativo si allunga e anche il governo può avere magari una maggioranza molto ampia in una Camera, sull'altra un po' meno, e per cui deve fare i conti con una struttura che non è una struttura che facilita la governabilità. Voi direte: ma erano matti questi, perché hanno fatto in modo che la governabilità non fosse garantita? Beh, venivano da un ventennio che era stato particolarmente difficile, e soprattutto perché la Costituzione si ispira a una serie di principi. Sicuramente in Costituzione non trovate il principio della governabilità. Il principio democratico c'è, il principio pluralista c'è, ma non il principio della governabilità, perché non è un principio democratico. Perché dire io alla maggioranza governo non è democratico. Le Costituzioni esistono semmai per tutelare le minoranze etniche, politiche, quello che volete. Per cui chiunque sostenga in un sistema democratico io alla maggioranza faccio quello che mi pare, sta dicendo qualcosa che è fuori completamente da quello che è il disegno costituzionale per come era stato pensato. Ora, ambedue le Camere vengono elette a suffragio universale diretto, per cui noi possiamo dire che c'è il suffragio universale diretto, salvo, diciamo, l'eccezione legata all'età rispetto all'elezione del Senato, sia per quanto riguarda l'elettorato attivo che per quanto riguarda l'elettorato passivo. Se vi ricordate, quando era stata proposta la riforma costituzionale Renzi-Boschi, uno dei motivi anche con cui veniva sponsorizzata era quella di eliminare la differenziazione tra Camera e Senato, perché si diceva non ha più senso che l'elettorato attivo e passivo siano differenziati, anche perché lì cambiava completamente il ruolo di una delle due Camere del Senato. Poi però insomma non è andata così, per alcuni fortunatamente. Ora, gli elementi caratterizzanti del sistema parlamentare, ma in realtà questo riguarda in particolare alcuni principi, riguardano un po' tutte le istituzioni della Repubblica. Innanzitutto il principio di continuità. Il principio di continuità è quello per cui le istituzioni non smettono mai, virgolette, di funzionare. Cioè, quando i parlamentari arrivano a scadenza di mandato, non è che il Parlamento si ferma, il Parlamento continua ad operare. Quando il governo arriva a fine legislatura, non è che a un certo punto l'Italia rimane senza governo, no. Per il principio di continuità le istituzioni, anche in scadenza o scadute, continuano ad operare fin tanto che non vengono sostituite. Per cui i parlamentari scaduti, per cui a fine mandato, continueranno a operare nelle aule parlamentari fin tanto che non arrivano quelli nuovi. Questo perché? Per assicurare che non ci sia mai un vuoto, no? Nel governo o nelle istituzioni del Paese. Il Parlamento è chiaramente l'istituzione portante, no? In un sistema parlamentare, e dunque quell'istituzione funziona sempre, non smette mai di lavorare. C'è un principio che è quello di autonomia, tanto è vero che i regolamenti delle Camere sono leggi particolari, sono leggi che le Camere si votano da loro, per cui da loro stessi, e non sono nemmeno soggetti al controllo di costituzionalità. Per cui i regolamenti parlamentari non possono essere portati, per esempio, di fronte alla Corte Costituzionale, perché sono leggi particolari che hanno a che fare con l'autonomia proprio di quel potere dello Stato, che è il potere legislativo, che si autodetermina, a differenza, e per cui differentemente da altri poteri dello Stato. Poi c'è l'organizzazione nei cosiddetti gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari dovrebbero rispecchiare che cosa? Sostanzialmente i partiti politici, per cui io avrò tanti gruppi parlamentari quanti sono, diciamo, i partiti che si sono presentati alle elezioni. Non possiamo dire formalmente che quei gruppi parlamentari rappresentano i partiti, perché noi, non so se lo sapete, ma comunque in Italia non esiste il partito in senso proprio. La Costituzione li prevede, ma poi non esiste nessuna legge che disciplina la vita dei partiti, e dunque non abbiamo partiti, abbiamo associazioni private, tra le più varie. In questi anni poi sono nate anche delle altre ancora più varie. Detto ciò, qual è il punto? Proprio però
per avere una sorta di organizzazione anche a livello politico, i regolamenti della Camera e del Senato prevedono l'organizzazione dei gruppi parlamentari. Quando un gruppo parlamentare si, diciamo, configura come rappresentante di un partito, avrò il gruppo che ha il nome di quel partito, per cui il gruppo del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle piuttosto che altro. Quando invece quei parlamentari non si riconoscono in alcun partito, confluiscono nel cosiddetto gruppo misto. Ora, per la creazione dei gruppi è richiesto un minimo numerico, per cui se io fuoriesco ad esempio da un partito, da solo non posso formare un gruppo a sé stante, ma devo essere insieme a una parte dei miei colleghi, altrimenti confluiscono nel gruppo misto. Qual è il vantaggio di creare un gruppo parlamentare? Facciamo un esempio. Voi avrete visto tutti che nell'ultima legislatura è nato, anzi sono nati più di un partito, no? E perché questi soggetti che sono usciti dai loro partiti di appartenenza, che ne so, Forza Italia, piuttosto che PD, piuttosto che altro, non sono andati semplicemente nel gruppo misto? Perché non hanno detto, vabbè, andiamo nel gruppo misto e votiamo di volta in volta quello che ci piace e quello che non ci piace. Hanno invece preferito organizzarsi in gruppo parlamentare. Vi siete mai domandati perché questi si formano in gruppi parlamentari? Per non raccogliere le firme. Per non dover raccogliere appunto le firme, proprio perché così, se sei già presente in una delle due camere, quel dovere non ce l'hai più, puoi presentarti tranquillamente alle elezioni. Anche per avere una responsabile di commissione, per avere i contributi elettorali. Certo, sì, però diciamo che è molto più, diciamo, appealing l'idea per cui io poi alle elezioni future non mi devo sbattere per raccogliere un sacco di firme, perché presentarmi su scala nazionale vuol dire prendere veramente molte firme. Per quanto riguarda invece i contributi lasciati ai gruppi, francamente è risibile rispetto a quello che può essere lo scopo. Detto ciò, i gruppi parlamentari però sono anche molto importanti per identificare proprio la composizione delle commissioni, perché nel Parlamento sono formate delle commissioni che sono commissioni permanenti che servono a velocizzare l'iter legislativo, cioè a velocizzare i lavori delle Camere. Queste commissioni sono formate in modo proporzionale, cioè da rispecchiare la Camera di appartenenza. Per cui, non so, la Commissione Affari Costituzionali della Camera deve essere composta in modo proporzionale da rispecchiare la maggioranza che c'è in quel momento alla Camera. Per cui sono, diciamo, assemblee ristrette, la Commissione è chiaramente più piccola rispetto al totale dell'Assemblea, che lavorano all'interno di quello che è il meccanismo dell'iter legislativo, ma lavorano rispettando, per cui quella commissione è rappresentativa di quelli che sono i numeri poi in aula. Se vi ricordate, c'è stato un momento storico in cui a un certo punto in questa legislatura, cambiando il capo di governo, è cambiata un po' la maggioranza politica e sono saltati un po' di nomi in commissione, no? Perché erano cambiati i rapporti di forza all'interno di un partito e proprio perché erano cambiati, all'interno di quel medesimo partito si sono operate delle sostituzioni in commissione. C'è chiaramente l'organo di presidenza e poi chiaramente i membri delle Camere godono di immunità parlamentare, che non è un retaggio storico, diciamo, di cui vergognarsi o comunque un retaggio storico di cui liberarsi, ma è semmai la formula di garanzia per evitare che altri poteri dello Stato possano interferire. L'immunità parlamentare non viene dall'idea che bisogna dare dei privilegi a chi siede in uno scranno parlamentare, viene dall'idea per cui, siccome i tre poteri devono essere autonomi e indipendenti l'uno dall'altro, se uno dei poteri può entrare, diciamo, a gamba tesa nelle prerogative di quell'altro, ad esempio con un semplice avviso di garanzia strumentale, è finito il meccanismo democratico. Per cui l'immunità parlamentare, ovvero l'immunità dalla giurisdizione, non è un qualcosa di arcaico di cui dovremmo liberarci, ma è una fondamentale garanzia democratica. Questo non vuol dire che se tu sei un parlamentare commetti un reato per cui, diciamo, è possibile l'arresto in flagranza, tu non venga arrestato, vieni arrestato e come. Ma se vi è per esempio un'indagine nei tuoi confronti, ed è magari un'indagine strumentale, spetta alla Camera tua di appartenenza giudicare se quell'indagine è fondata oppure no e se dare la possibilità alla magistratura di procedere oppure no. Scusa. Prego. Le commissioni vanno a modificarsi in base alla composizione dei gruppi parlamentari? In che senso? Allora, adesso c'è stata la scissione del PD che hanno formato il nuovo gruppo.
Sì. Allora, se loro appoggiano ancora quella maggioranza, le commissioni restano immutate. Allora, le commissioni dovrebbero sempre rispecchiare quella che è la maggioranza in aula. Se cambiano anche le commissioni. Se la maggioranza, automaticamente se ho dei componenti devono cambiare. Sì, assolutamente sì, perché in quel caso la commissione deve rispecchiare quella che è la composizione dell'aula. Quali sono le funzioni? Prego. La presidenza però della commissione, se non mi ricordo male, può essere cambiata solo a metà. Sì, il punto poi qual è in realtà, allora, io non vorrei addentrarmi troppo in quelli che sono i lavori parlamentari perché sono molto complicati. Uno dei problemi, per esempio, che abbiamo noi oggi nei lavori parlamentari è che non solo la presidenza, diciamo, è un ruolo particolarmente sensibile e non facilmente sostituibile, ma soprattutto il presidente di commissione ha un potere quasi assoluto sulla calendarizzazione dei lavori, che cosa vuol dire che se il presidente non vuole parlare di quella materia non se ne parla mai. Per cui, diciamo, sotto questo profilo, se uno si va a leggere i regolamenti parlamentari e come funzionano, si accorge che delle volte alcuni meccanismi sono viziati perché è la procedura che è scritta male, è che è molto difficile mettere mano ai regolamenti parlamentari perché sono appunto leggi speciali. Detto questo, quali sono le principali funzioni del Parlamento? Chiaramente la funzione legislativa è la funzione, diciamo, per eccellenza svolta dal Parlamento, ma il Parlamento ha anche un'altra importantissima funzione, che è quella di dare la fiducia al governo. Perché? Perché siamo una repubblica parlamentare. Il governo esiste in ragione del fatto che ha una fiducia da parte del Parlamento. I parlamentari possono inoltre svolgere interrogazioni o interpellanze, sono quelle che vedete ogni tanto anche in TV, le trasmettono, che non si guarda mai nessuno, ma sono a volte anche molto carine, anche per capire come risponde di solito l'esecutivo rispetto alle domande che vengono poste. E poi il Parlamento può occuparsi anche di indagini conoscitive o di inchieste. Nota a tutti, per esempio, quella che si sta svolgendo adesso, no? Rispetto a quello che è stato il fenomeno in particolare di alcune banche, no? Lì che cosa sta facendo il Parlamento? Sta cercando di acquisire degli elementi quasi fosse un organo giurisdizionale per poter capire che cosa è accaduto. In molti dicono, ed è una battuta insomma che si fa spesso, quando non vuoi trovare la verità fai una bella indagine conoscitiva o una bella commissione d'inchiesta, sta sicuro che non arrivi da nessuna parte. Vuoi anche perché si chiudono di solito con due relazioni, quella di maggioranza e quella di minoranza, il che vuol dire che se ti va bene credi alla maggioranza, se ti va male credi alla minoranza, per cui diciamo che solitamente o storicamente non hanno mai portato a grandi risultati. È vero però che sono anche queste delle prerogative parlamentari che permettono ai rappresentanti del popolo di svolgere appunto degli approfondimenti che altrimenti non potrebbero svolgere. Che poi li svolgano bene o male è un'altra cosa. Tra le altre principali funzioni del Presidente della Repubblica del Parlamento c'è certamente l'elezione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento viene eletto dal Parlamento in seduta comune. Cosa vuol dire? Che le due Camere si riuniscono insieme, parlamentari e senatori, dove? Alla Camera, perché c'è più spazio, e eleggono il Presidente della Repubblica. Come viene eletto il Presidente della Repubblica? Allora, inizialmente ci vuole una maggioranza molto alta, no? Ci vogliono addirittura i 2/3 dell'Assemblea, e se ci pensate sono un bel numero, no? Arriviamo a più di 1000, perché poi ci sono anche i rappresentanti delle regioni. Dopo il terzo scrutinio invece basta la maggioranza assoluta, che è comunque molto, perché ripeto, il collegio è un collegio molto ampio. Se vi ricordate, anche su questo la riforma costituzionale Renzi-Boschi prevedeva una modifica, prevedeva cioè che vi fosse la possibilità di votare con i 2/3 fino al terzo scrutinio, poi fino al settimo con i 3/5 e dopo dall'8° con i 3/5 dei presenti. Qual era il problema? È che in uno schema di questo tipo una maggioranza, diciamo, politica da sola, il Presidente non se lo può votare, perché è richiesto un numero tra deputati e senatori talmente alto che difficilmente un partito si può fare il suo Presidente. In un sistema invece dove si dice, come si diceva, che era possibile a un certo punto con i 3/5 dei presenti, vuol dire che chi c'è, vota, magari la lezione la facciamo alle 3 di notte, siamo in 300 e ce lo votiamo. Capite che il meccanismo è un meccanismo particolarmente delicato, perché il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento rappresenta proprio quell'organo di garanzia
che dovrebbe appunto svolgere da garante dei meccanismi anche della vita istituzionale e politica del Paese. Ecco perché non dovrebbe mai essere espressione di un singolo orientamento politico. Le Camere, inoltre, ricevono il giuramento del Presidente della Repubblica, per cui il Presidente della Repubblica va di fronte alle Camere, giura fedeltà alla Costituzione e fa il suo discorso. Le Camere congiuntamente eleggono anche un terzo dei giudici della Corte Costituzionale e anche qui la maggioranza richiesta è molto alta, proprio per evitare che anche quell'organo, cioè l'organo di garanzia della Costituzione, venga, diciamo, o sia espressione solo di un singolo partito. E poi c'è l'elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Tutte queste funzioni le svolge in seduta comune. Importante ricordarsi che queste le svolge in seduta comune invece non vota la fiducia. E guardate, è una questione, se ci pensate, molto logica, che ha a che fare con quello che abbiamo vissuto fino ad oggi. Se anche la fiducia al governo fosse votata in seduta comune, i governi non avrebbero avuto nessun problema in merito alle maggioranze, no? Perché hanno numeri belli abbondanti alla Camera, perché c'è la di maggioranza del Porcellum, al Senato un po' risicati, ma con i 100 in più. Alla Camera, se fosse in seduta comune il voto di fiducia, non ci sarebbero problemi. Il problema invece si pone perché il voto di fiducia avviene separatamente e dunque tu puoi benissimo avere una maggioranza anche solida alla Camera e al Senato invece travallante. Ora, visto che abbiamo visto il Parlamento, parliamo del procedimento legislativo, cioè per cui parliamo di una di quelle fonti del diritto che si chiama legge in senso formale. Quando parliamo di legge in senso formale parliamo di tutti quegli atti, per cui di quelle regole che entrano nell'ordinamento perché votate dall'Assemblea parlamentare. Ci sono tante regole del diritto, no? Con cui noi abbiamo a che fare tutti i giorni, ma non tutte sono prodotte attraverso questo iter, cioè attraverso una legge formale. Vi sono delle regole che sono prodotte dal governo stesso, con il decreto legge o con il decreto legislativo, vi sono regole che sono prodotte attraverso i regolamenti. Queste regole qui, invece, le regole vengono prodotte attraverso questo iter qui, che è l'iter che prevede il voto delle due Camere. Queste regole qui si chiamano leggi, in senso formale, per cui regole che vengono prodotte attraverso un iter che coinvolge il Parlamento. Quando parliamo di legge formale possiamo distinguere due, categorie: la legge ordinaria, quella per cui Camera e Senato votano uno stesso testo con la maggioranza semplice, e poi invece abbiamo le leggi costituzionali o di revisione costituzionale che seguono invece un iter diverso, differenziato. Queste sono le due macro aree. All'interno della legge ordinaria poi troviamo anche, ma le vedremo brevemente, le cosiddette leggi rinforzate, dove ci vogliono maggioranze un po' più ampie. Ora, la legge ordinaria non è la fonte del diritto più elevata. Ne abbiamo visto che la fonte del diritto più elevata è la Costituzione, no? In uno schema che li organizza a piramide, ma è il procedimento, o meglio è la fonte del diritto che dovrebbe farla, se volete, da padrone in un sistema di repubblica parlamentare, no? Dove alle Camere è deputato lo svolgimento del potere legislativo. Nel nostro sistema non è più propriamente così. Negli ultimi anni è prevalsa questa attitudine del governo a produrre continuamente e disegni di legge che poi obbliga le Camere a votare, o addirittura provvedimenti come decreti legge che poi vengono convertiti o decreti legislativi, per cui che le Camere hanno un po' perso negli anni la capacità di essere il centro della funzione legislativa in senso proprio. Detto questo, però, la legge ordinaria è appunto quella fonte del diritto disciplinata in primis dall'articolo 72 della Costituzione. Ora, come funziona il procedimento legislativo? Cioè, detta banalmente, come si fanno le leggi, no? C'è un procedimento che ha delle fasi. Sicuramente la prima fase è quella dell'iniziativa, cioè la presentazione di un documento che si chiama disegno di legge, poi c'è la deliberazione e poi c'è la promulgazione. Una volta promulgata finisce in Gazzetta Ufficiale. L'iniziativa. La Costituzione repubblicana identifica alcuni organi che possono
presentare disegni di legge alle Camere, perché non tutti lo possono fare, chiaramente. Sicuramente l'iniziativa legislativa appartiene ad ogni membro di una delle due Camere, per cui ogni parlamentare può presentare un qualsiasi disegno di legge. Non vuol dire la presentazione di un disegno di legge che tu abbia poi la facoltà di arrivare veramente poi a discuterlo o che meno all'approvazione, però tu hai la possibilità di depositarlo e chiedere che venga calendarizzata quantomeno la discussione. Sicuramente l'iniziativa spetta al governo. Il governo ha la possibilità di presentare propri disegni di legge. Solitamente il Consiglio dei Ministri elabora delle proposte, una volta che è d'accordo le presenta alle Camere. È possibile anche che vi sia la cosiddetta iniziativa popolare, cioè la possibilità per 50.000 elettori di presentare un progetto redatto in articoli e presentarlo alle Camere. Qual è, l'elemento di criticità rispetto all'iniziativa popolare? Che dato che non è detto che verrà mai calendarizzata quella proposta, tu la presenti, però poi che arrivi in discussione è tutt'altra ipotesi. E da un punto di vista, se ci pensate, veramente politico, è chiaro che se la proposta arriva da un gruppo politico che ha la maggioranza in Parlamento è facile che questa venga calendarizzata e discussa. Se arriva da 50.000 elettori che magari non hanno rappresentanti in Parlamento, difficilmente ci sarà qualcuno che si preoccupa di calendarizzare la discussione di quel progetto. Poi ci sono anche altri organi costituzionali che hanno la possibilità di presentare disegni di legge, parlo del CNEL e parlo dei consigli regionali. Voi sapete che il nostro Consiglio regionale ha presentato, ad esempio, delle proposte di disegno di legge, no? Subito dopo il referendum costituzionale la Giunta ha preparato sostanzialmente 2 disegni di legge, 3, ma sostanzialmente 2 per la richiesta di autonomia, una per l'autonomia speciale, per cui per modificare l'articolo 116 e inserire il Veneto tra le regioni a statuto speciale, apro, chiudo la parentesi, cosa che la Corte Costituzionale ha già detto che non si può fare, dunque un'inutile perdita di tempo, e l'altra invece, un'ulteriore perdita di tempo, ha richiesto sostanzialmente la devoluzione di alcune materie e la ritenuta del 9 decimi di gettito. La Corte Costituzionale sugli 8 decimi ha detto chiaramente no, presentare i 9 non capisco a cosa possa servire, non già perché il Parlamento non possa discuterne, il Parlamento lo può anche discutere un progetto di questo tipo, ma la Corte Costituzionale lo censurerà, perché ha già detto che un provvedimento che stravolga sostanzialmente la finanza pubblica in quei termini andrebbe, vi invito a leggerla perché è molto semplice da leggere quella sentenza, andrebbe di fatto a contrastare con l'articolo 5 della Costituzione, che è la prima parte, quella in cui il Parlamento non può nemmeno proporre modifiche. Per cui un qualsiasi progetto di legge che andesse in conflitto con l'articolo 5 della Costituzione, che ha a che fare con l'unità della Repubblica, non è accettabile. Ergo, una proposta di quel genere verrà sicuramente lasciata lì, o se discussa vedremo che fine farà. Ora, quando parliamo appunto di iter legislativo, parliamo di svolgimento della discussione solitamente in commissione. Come vi ho detto prima, difficilmente le aule lavorano in plenaria, perché sono numericamente molto numerose e per cui è molto più facile, per snellire il procedimento, lavorare all'interno di queste commissioni, che sono assemblee più piccole, ma sono rappresentative dell'assemblea plenaria e dunque sono legittimate a funzionare. Le commissioni possono essere, si dice, in diverse sedi, si chiamano così in gergo tecnico. Una delle sedi può essere la commissione referente. Che cosa vuol dire una commissione in sede referente? È una commissione che di fatto provvede semplicemente a stendere la relazione sul progetto di legge, per cui a iniziare, a parlare del progetto di legge e poi passa il lavoro alla Camera o al Senato, dipende in che commissione siamo, se in commissione alla Camera o in commissione al Senato. Vengono sempre svolte le cosiddette 3 letture, cioè si legge innanzitutto il testo e si propone una relazione che la accompagna, no? Per cui i parlamentari cominciano a discutere di questo testo. Poi c'è una votazione articolo per articolo. In quella fase che cosa posso fare? Posso presentare gli emendamenti, per cui posso decidere di presentare gli emendamenti ai diversi articoli. Votata quella fase, per cui la fase del voto articolo per articolo degli emendamenti,
Ho una terza lettura e un terzo voto, quello più importante, se ci pensate, che è il voto finale sull'intero testo. Perché si operano voti prima sui singoli articoli ed eventuali emendamenti e poi comunque si effettua un voto finale sull'intero testo? Perché il testo che esce dopo la discussione e la presentazione degli emendamenti potrebbe essere completamente diverso rispetto all'idea di chi ha proposto il disegno di legge. Capite bene che se io modifico, ad esempio, un disegno di legge che riguarda l'applicazione di alcuni benefici economici, modifico attraverso gli emendamenti i parametri con cui si può accedere a quel beneficio economico, se l'avevo pensata per, non so, una certa fascia di reddito e mi viene completamente stravolta, perde completamente il senso di chi, per esempio, l'aveva presentata, ok? O presento un disegno di legge in cui voglio estendere alcune garanzie e nella fase di emendamento di fatto vengono ristretti al punto tale gli ambiti di applicazione che non serve più a niente, capite che io che l'ho proposta fondamentalmente non mi sento neanche più il padre di quella disciplina. E cosa può accadere spesso? Che chi ha proposto il disegno di legge poi dica no, non è più mio, non sono più io il firmatario di quella norma lì, perché a seguito della votazione degli emendamenti, per cui la modifica del disegno, in votazione finale arriviamo con un testo che non è più il testo in cui io riconosco l'ipotesi che avevo creato all'inizio. Quindi una volta che io faccio una proposta non posso dire non è più quella e la ritiro. No, io posso togliere la firma rispetto a quel disegno di legge, qui posso dire se la Commissione approva si va avanti chiaramente. Ora, quando però finisce l'iter, diciamo, in una commissione parlamentare, facciamo l'esempio alla Camera, a quel punto però si ricomincia tutto al Senato. Se anche il Senato, o viceversa, la Camera, se si è iniziati del Senato, approva il testo con le medesime parole, si passa alla promulgazione, altrimenti si deve ricominciare. Con questo sistema cosiddetto della navetta è facilissimo fare che cosa? Impedire a un provvedimento di vedere la luce, perché basta modificare anche solo un articolo e si deve ricominciare. Tutte le proposte di legge che escono dalle commissioni devono essere presentati alla Camera? No, adesso lo vediamo. Esistono poi altre possibilità, esistono le cosiddette commissioni in sede deliberante, per cui il disegno di legge si decide che venga votato totalmente, per cui la prima lettura, la seconda e anche la terza completamente in commissione. È un modo molto veloce per produrre nuove norme. La commissione deliberante può operare dunque, se volete, tutto il lavoro che di fatto dovrebbe essere operato dall'Assemblea, perché il testo non passa mai nella votazione finale in assemblea o per il voto singolo articolo per articolo in assemblea. Qual è il punto però? Si può procedere per commissione deliberante su tutte le materie tranne quelle escluse dall'articolo 72,4, poi lo vedremo, ma sostanzialmente non si può, per esempio in commissione deliberante, votare il bilancio dello Stato, la ratifica dei trattati, le riforme costituzionali. Ci avevano provato, se qualcuno di voi si ricorda, a un certo punto nei primi inizi, quando si parlava all'inizio di riforma costituzionale Renzi-Boschi, si pensò perché non la facciamo in commissione così velocizziamo, no? Modifichiamo l'articolo 138 e operiamo questa modifica per velocizzare, e chiaramente tutti dissero attenzione perché non si può fare, a parte che non devi modificare solo il 138 ma anche il 72, ma attenzione perché la Costituzione prevede quell'esclusione perché la materia è molto sensibile ed è giusto che resti materia dell'Aula, non della Commissione. Detto questo però, se vi sono invece altri tipi di provvedimenti, questi provvedimenti possono passare attraverso la Commissione deliberante che svolge tutto il lavoro. A quel punto fa tutte e tre le letture. In Aula il testo non ci va mai, salvo che, lo prevede la Costituzione stessa, non ne facciano richiesta un numero minimo, in questo caso è 1/10 dei componenti della Commissione, o non lo richieda lo stesso governo, cioè il governo dica attenzione, oppure i membri dell'Aula stessa, per cui l'Assemblea, la Camera decide che il disegno deve essere portato in Aula, non più discusso in Commissione. Questo può accadere, non è qualcosa che accade spesso, però può accadere quando ad esempio la Commissione sta lavorando differentemente da quello che si aspetta la maggioranza parlamentare. Allora diciamo aspetta, qui abbiamo dei non allineati, riprendiamo il testo e portiamolo in Aula.
Poi esiste una, diciamo, commissione in sede, si dice redigente. Quando dico in sede dico soltanto cosa sta facendo, sta operando, ma la commissione è sempre la stessa, magari è la commissione bilancio che opera a volte in sede deliberante, a volte in sede referente, a volte in sede redigente. La sede redigente è diciamo una via intermedia tra la referente e la deliberante, perché in sede redigente la commissione può effettuare le prime due letture, cioè la relazione rispetto al testo di legge, la prima discussione, la votazione articolo per articolo con emendamenti e il solo voto finale spetta all'Aula. Per cui diciamo che l'Aula ritorna in gioco per il voto del disegno di legge come è completato già da tutti i lavori di commissione. Per cui viene riportata, diciamo, in gioco nella votazione plenaria, viene riportato il disegno di legge così come emendato in commissione. Se poi all'Aula non piace, liberissima di non votarlo. Scusa. Prego. La sede deliberante chi la decide? Allora, sostanzialmente sì, lo decidono i gruppi parlamentari, quando poi con è la presidenza della Camera o del Senato che affida i disegni di legge alle varie commissioni. I gruppi decidono se vogliono procedere in un modo piuttosto che in un altro. Può esserci il caso che una legge venga approvata in sede deliberante alla Camera mentre il Senato decidono di farlo in sede... Hanno due regolamenti diversi e procedono in modo diverso, per cui può sì, succedere. assolutamente sì. Ma i regolamenti della Camera e del Senato sono profondamente diversi. Le faccio un esempio. Alla Camera, quando c'è voto di fiducia, se io mi astengo, pace. Al Senato l'astensione è voto contrario, per cui lavorano proprio in modo diverso, hanno prerogative dal punto di vista dell'organizzazione interna che sono loro proprie autonome, non devono uniformarsi l'una all'altra. Prego. Per quanto riguarda i lavori di commissione, Sì. Le commissioni non sono miste Camera e Senato, sono per ogni organo. Sì, esiste la possibilità di istituire le cosiddette commissioni bicamerali. Non hanno, devo dire, di solito avuto grande fortuna nel nostro paese. Ma quando appunto una di queste commissioni, per esempio quella della Camera, ha in sede deliberante effettuato diciamo, tutto l'iter della legge, eccetera. Al Senato va discussa normalmente la legge qualora passi per via inavita, non c'è un'altra commissione che la riprende. No, allora, il punto è, nel momento in cui il disegno di legge è stato approvato così com'è dalla Camera, passa al Senato, il quale inizia i suoi lavori di preparazione. E chiaramente il Presidente del Senato, sentiti i gruppi parlamentari, deciderà come procedere. Questo è il punto. Può decidere anche lì può decidere che, ad esempio, i gruppi decidono di presentare degli emendamenti, dunque si deve rilavorare sul testo e si ricomincia da capo, per cui è lì, diciamo, il punto in cui l'iter legislativo può essere rallentato. Detto questo, è bene ricordarsi che seppur questo iter legislativo appare particolarmente complesso e a volte azzoppato, no, da queste lungaggini rispetto alle votazioni, è anche vero che nell'idea del Costituente vi era proprio la possibilità di rendere l'iter legislativo, diciamo, mediamente lungo perché per ponderare, no, le buone norme. Non sempre velocità è sintomo di qualità e dunque il fatto di prevedere la possibilità di apportare delle migliorie, di rallentare, di poter votare anche in modo più, diciamo, rallentato i provvedimenti doveva assicurare nell'idea dei costituenti una maggiore qualità nella legislazione. Non è poi stato esattamente così, però diciamo che l'idea era buona, mettiamola così. Ora, prego. I regolamenti di Camera e Senato è stato detto che sono fatti espressamente dalle due Camere, no? Sì. Ecco, quanto vecchi sono? Sono sempre gli stessi da sempre piuttosto che sono stati... No, hanno subito delle modifiche degli anni, sono abbastanza datati anche perché una riforma organica non l'hanno avuta, per cui sostanzialmente ci si attende una riforma dei regolamenti. Il problema qual è? La riforma dei regolamenti era sicuramente attesa laddove fosse passata la riforma costituzionale, perché era necessaria. Cambiavano completamente i ruoli delle due Camere. Il fatto che non ci sia in prospettiva una riforma istituzionale tale per cui le Camere debbano mettersi a discutere dei regolamenti rende poco praticabile quell'ipotesi. Il punto qual è? I regolamenti parlamentari, dato che hanno, diciamo, toccano sul vivo la vita delle due Camere, difficilmente riescono a essere modificati perché difficilmente si riesce a raggiungere un accordo su quelle che sono, diciamo, le regole fondamentali del gioco. Per cui è difficile.
è chiaro che è una riforma che ci aspettiamo, perché oggi, per esempio, i regolamenti di commissione sono regolamenti che andrebbero forse aggiornati, quello sicuramente. Come dicevamo prima, è vero che il Parlamento solitamente funziona con questi iter velocizzati, no? Attraverso le commissioni, perché non abbiamo queste grandi discussioni in plenaria, ma si lavora in commissione. È vero però che appunto la Costituzione prevede la cosiddetta riserva d'assemblea. Tradotto, la Costituzione prevede che alcune materie siano riservate alla discussione solo in assemblea, non in commissione, non con iter velocizzati. E le materie sono appunto la materia costituzionale, la materia elettorale, per cui tu non discuti la riforma elettorale in commissione, ma la discuti in aula, la devi formare in aula. La delega legislativa, per cui quando io delego al governo la funzione legislativa, quella legge, la legge delega, la vedremo, la devo votare in assemblea, non la voto, discuto in commissione, l'autorizzazione alla ratifica dei trattati e l'approvazione dei bilanci consultivi. Tutte materie, se ci pensate, delicate, no? Del quale o sulle quali il Costituente ha voluto porre un freno alla possibilità di iter velocizzati o comunque ristretti rispetto al plenum dell'Aula. Le maggioranze. Ora, quando sentiamo parlare di maggioranze non sempre capiamo di cosa si stia parlando. Allora, maggioranza semplice, assoluta e qualificata sono concetti profondamente diversi. Vi sono alcuni autori che utilizzano come sinonimo maggioranza semplice e maggioranza relativa. In realtà, a mio avviso, è un errore di tipo proprio semantico, perché maggioranza semplice ha a che fare col numero di componenti di un collegio che votano sì o no. La maggioranza relativa è un concetto totalmente politico, cioè si dice siamo in un'assemblea composta da bianchi, verdi e blu, i blu sono un po' di più degli altri, hanno la maggioranza relativa, ma da soli non si possono votare un tubo. Questo è il concetto politico di maggioranza relativa. La maggioranza semplice, comunque, tornando a noi, è, o meglio, significa che per ottenere un voto positivo mi basta la maggioranza dei presenti. Per cui nel momento in cui ho un collegio di 10 soggetti, se il numero legale per operare è 5, l'importante è che siano 5 perché quello è il numero legale minimo. Poi se 3 dicono di sì, la proposta passa, maggioranza semplice. Per cui capite bene che su un collegio di 10 a quel punto mi bastano 3 voti se siamo presenti in 5, anche se 7 non hanno espresso alcunché, o meglio 5 si sono praticamente astenuti e 2 hanno votato contro. La maggioranza assoluta invece è un meccanismo diverso e prevede che votino in modo favorevole la maggioranza più uno degli aventi diritto, per cui in un collegio di 10 dobbiamo essere presenti in 6 e votare sì. Capite che i numeri salgono e di molto. La maggioranza invece qualificata prevede i 2/3 del nostro ordinamento. Quando si parla di maggioranza qualificata si parla di maggioranza di 2/3 sostanzialmente, che è quella prevista per la riforma costituzionale in seconda votazione per evitare il referendum. In quel caso lì addirittura i numeri aumentano ancora, no? Ci vogliono ancora più parlamentari che siano d'accordo. Ripeto, maggioranza semplice, maggioranza relativa per alcuni viene usata come sinonimo, in realtà, ripeto, è un po' un errore di concetto, perché maggioranza semplice parla di numeri, la maggioranza invece relativa parla di proporzioni tra gruppi, ok? Perché è importante ricordarsi questa differenziazione? Perché un conto è dire che un provvedimento deve passare con una maggioranza semplice, per cui basta che ci sia il numero legale rispettato, per esempio alla Camera il numero legale è 316, basta che siano 316 in quel momento e si vota, e a quel punto basta che siano pochi quelli favorevoli, un po' 15-50, insomma, una cosa, no? Anzi meno, perdonate. Ora, mentre se è prevista la maggioranza assoluta, voi capite che ci devono essere molti presenti in aula e quei presenti devono essere anche benché d'accordo, ok? Per cui è richiesto uno sforzo deliberativo maggiore. Quando la Costituzione prevede maggioranze più alte, quando la materia è materia sensibile, più la materia è sensibile, più le maggioranze tendono a essere diverse. Pensate all'elezione del capo dello Stato, pensate all'elezione dei giudici della Corte Costituzionale, pensate alle riforme costituzionali, prevedono tutte maggioranze che sono diverse dalla maggioranza semplice.
nell'iter legislativo ordinario basta la maggioranza semplice, per cui basta che i presenti siano in numero legale sufficiente, che votino sì, e non c'è problema. Prego. Volevo chiedere, dopo il referendum costituzionale in cui tutti si sono espressi a favore dell'eliminazione del CNEL, si poteva immediatamente dopo fare una legge costituzionale? Sì, lo possono fare quando vogliono. Non è vincolato e deve passare un po' di tempo? No, assolutamente no. Una legge di riforma costituzionale può essere in qualsiasi momento presentata, l'unico vincolo che c'è, lo vedremo, è il tempo procedurale per approvare quella legge, per cui è necessario che passino almeno 3 mesi, ci siano 2 votazioni, per cui l'iter è più lungo, ma nulla vieta anche domani a un parlamentare di presentare un disegno di legge in tal senso. È che probabilmente il punto qual è? Non c'è questa volontà politica, perché in realtà tutti lo dicono a parole di essere d'accordo, poi io a memoria non ricordo che sia stato presentato un disegno di legge che poi di natura, diciamo, costituzionale, che abbia poi trovato la via dell'aula relativo solo all'eliminazione del CNEL. Non c'è molto interesse. Prego. Scusi, non ho capito la differenza tra maggioranza relativa e semplice, che però vengono usate come sinonimi. Vengono usate come sinonimi oggi, però in realtà sono 2 cose completamente diverse. Facciamo un esempio: se io dico che ho un collegio di 10 soggetti, 3 appartengono ai blu, 3 sono dei verdi, 4 sono dei rossi, no? Io potrei dire che in quel collegio i rossi hanno la maggioranza relativa, no? Perché sono più degli altri 2, ma in realtà non raggiungeranno mai nemmeno la maggioranza semplice se si vota con tutti i presenti in collegio. Ecco perché è un errore un po' logico dire maggioranza semplice e relativa sono uguali. Non è proprio così, perché chi ha la maggioranza relativa probabilmente da solo non arriva nemmeno alla maggioranza semplice quando si va al voto, mentre chi ha una maggioranza, diciamo, chi raggiunge la maggioranza semplice non necessariamente è da solo il gruppo che ha appunto la maggioranza dei componenti del collegio. In questo senso poi vengono utilizzate come sinonimi da alcuni, non da tutti, perché spesso i numeri, tra virgolette, legati alla maggioranza semplice sono talmente bassi che anche qualcuno che ha la maggioranza relativa, basta che sia presente in aula, si vota il testo da solo e va avanti con il provvedimento. Però concettualmente sono 2 cose diverse. La maggioranza semplice ha a che fare con i numeri, quanti numeri mi servono. La maggioranza relativa è qualcosa che ha a che fare con la proporzione tra me e un altro gruppo, che è il più grande numericamente. Ma che votazioni è che prevede una maggioranza relativa? No, nessuno, la maggioranza relativa è solo descrittiva, cioè descrivi, questo è il gruppo che ha la maggioranza relativa, ok? Scusi, Prego. c'è un numero minimo per la validità di un'assemblea parlamentare? Certo, per esempio alla Camera è 3 e 16, devono essere 316 presenti, altrimenti non si procede. Questo è il numero legale. Si vedono spesso però delle assemblee dove ci sono 4 gatti presenti. Ma non necessariamente sono in quel momento in fase deliberativa. Potrebbe esserci una fase che riguarda le interrogazioni, le interpellanze, non necessariamente. Siamo in fase, diciamo, sempre deliberativa. Le Camere non hanno solo quella funzione. E in fase deliberativa ci vuole... Sì, se devono votare sì, ma non sempre sono i momenti in cui votano. Delle volte stanno semplicemente presentando una relazione, stanno discutendo rispetto alla calendarizzazione, però non necessariamente in quel momento in cui noi vediamo l'immagine si sta votando. Anche perché proprio per evitare, in alcune occasioni, proprio per evitare che si arrivi alla votazione, si esce dall'aula. Non c'è numero legale, non si può procedere. Ora, sempre all'interno della cosiddetta legge ordinaria troviamo anche i cosiddetti iter rinforzati, cioè dei provvedimenti che richiedono maggioranze più ampie per poter vedere la luce. Parlo in particolare dell'amnistia e dell'indulto, provvedimenti che richiedono in questo caso che la deliberazione da parte di tutte e 2 le aule sia fatta con una maggioranza dei 2/3, per cui capite che è molto 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 ampio. Qual è la differenza tra i 2 provvedimenti? L'amnistia colpisce il reato, cioè il reato si estingue. L'indulto invece colpisce la pena. Riuscite a capire la differenza o è un po' nebulosa? Allora, colpire il reato, estinguere il reato vuol dire la condotta che tu hai attuato
che costituiva reato non è più un reato. Esempio tipico di amnistia è il periodo post-rivoluzionario, post-bellico, no? Se io sono arrivato alla fine di un conflitto, per evitare di intraprendere quella cosa che, se volete, è abbastanza spiacevole e rovinosa, che è i vinti che condannano, scusate, i vincitori che condannano i vinti, a un certo punto si dice, va bene, sai che c'è? Amnistia per tutto quello che è accaduto prima di quella data. Basta. Da quel momento in poi si considera il reato estinto. Qualsiasi cosa tu abbia compiuto prima di quella data lì non verrà più considerato. Ed è un modo per, diciamo, pacificare rispetto a momenti di, diciamo, grosso conflitto all'interno di un paese. E sono tipiche appunto delle situazioni post-belliche, no? In quel caso l'estinzione del reato vuol dire che tu vieni considerato come soggetto che non ha mai compiuto il reato. Semplicemente il reato non esiste. L'indulto invece opera sulla pena, e per cui il reato tu lo hai commesso, sei stato condannato, io ti sconto solo la pena, ma tu il reato per l'ordinamento giuridico lo hai commesso. Tanto è vero che l'indulto non necessariamente mi porta fuori dalle patrie galere, spesso mi dà semplicemente uno sconto di pena. L'indulto di solito è caratterizzato da uno sconto fino a 3 anni, per cui se mi mancano 3 anni sono fuori, se ne mancano 5 ne ho ancora 2 di anni. Non estingue il reato perché io rimarrò colpevole di quel reato, semplicemente la pena mi sarà o scontata del tutto se il reato è di lieve entità o parzialmente. Capite che le due situazioni sono molto diverse. Altra cosa che l'ho voluta inserire perché anche di questo si sente parlare è la grazia, perché mentre l'indulto e l'amnistia sono provvedimenti collettivi, no? Una legge che approva la Camera e il Senato che riguarda tutti quelli che si trovano in quella condizione. La grazia invece è un provvedimento individuale e non è un provvedimento che promana dalle Camere. È il Presidente della Repubblica che può concedere la grazia individuale. È questo un potere antico, arcaico, se volete, che forse non ha più nemmeno ragione di esistere e che deriva da un retaggio tipico monarchico, no? Per cui il re comunque aveva il diritto di decidere, no, della vita dei suoi sudditi. Ecco, quel residuo, se volete, un po' storicamente ormai obsoleto, è comunque stato tradotto anche all'interno della Costituzione repubblicana, lasciando questa possibilità a chi? Al massimo organo di garanzia comunque della Repubblica, che è il capo dello Stato, per cui non è un soggetto a caso. Però è bene ricordare che questo è un provvedimento individuale ed è un provvedimento che il capo dello Stato non è che utilizza poi così frequentemente, no? Si utilizza con una certa parsimonia. Mentre indulto ed amnistia, mentre l'amnistia è qualcosa, se volete, di veramente eccezionale in un ordinamento, l'indulto nel nostro ordinamento invece è stato un provvedimento che è stato adottato in particolare con una funzione che era quella dello svuotamento delle patrie galere. Perché? Perché c'era un problema di sovraffollamento e dunque la cosa più lungimirante qual è? Non è che tu dici risolvo il problema in un altro modo, no, semplicemente le svuoto tout court, il che forse non è la cosa più intelligente da fare, ma in quel momento era la cosa, se ci pensate poi storicamente chi se lo ricorda, era la più umana da fare. Era addirittura arrivato il Papa, aveva fatto quel bel discorso di fronte alle Camere e aveva chiesto sostanzialmente a tutti i partiti di prendersi la responsabilità politica, e capite che con una maggioranza così ampia se la devono prendere per forza quasi tutti i partiti. Prego. Le pene accessorie, c'è stato in passato anche il dibattito, con l'amnistia è chiaro che... L'amnistia estingue il reato, dipende da come è scritto il provvedimento sull'indulto. Il provvedimento sull'indulto può prevedere uno sconto di pena e poi può fare delle eccezioni, eccetto questi reati, e fa un elenco di reati che non sono, diciamo, che non vengono compresi all'interno dell'indulto. Solitamente quando si elabora una legge sull'indulto si eliminano reati particolarmente odiosi o gravi, come i reati che riguardano l'associazione mafiosa, terroristica, stragista, piuttosto che la violenza carnale, insomma tutti quei reati che vengono percepiti dal tessuto sociale come particolarmente pericolosi. Per quanto invece riguarda altri reati
rientrano solitamente in quello che riguarda l'indulto, però di solito se uno si prende proprio la norma sull'indulto, te la vai a leggere e vedi che è proposto l'indulto salvo, e vengono citati una serie di articoli del codice penale che riferiscono a alcuni reati per cui l'indulto non si applica in nessun caso. Per quanto riguarda, arrivo subito, l'iter legislativo rinforzato, esiste un'altra procedura che è quella dell'articolo 116, a noi particolarmente nota ormai, immagino, che è quella che prevede che cosa? Che laddove una regione chiede maggiore autonomia, lo Stato possa concederla, salvo che il voto su quel provvedimento, cioè il disegno di legge che dovesse concedere più autonomia a una regione, ex articolo 116, comma terzo, deve essere approvato quel disegno di legge con la maggioranza assoluta dei componenti di tutte e due le Camere, per cui non più maggioranza semplice, no, maggioranza assoluta. Iter, virgolette, un po' più complicato perché i numeri aumentano. Prego. La grazia condona solo la pena, non il reato. La grazia condona la pena, sì. Estingue la pena, sì. Il reato permane. L'iter legislativo rinforzato poi per eccellenza, cioè quello in cui proprio i numeri sono veramente molto rilevanti, ma anche l'iter procedurale è più complicato, è l'iter che riguarda le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale. Ora, in questo caso il procedimento non è aggravato solo dalla maggioranza richiesta, ma anche dai tempi, per cui dalla procedura in senso proprio tecnico, cioè come si fa a modificare la Costituzione o a approvare una legge costituzionale. L'articolo 138 ci dice che le due Camere devono approvare il testo di revisione costituzionale per 2 volte, per cui con 2 deliberazioni, le quali si devono svolgere a una distanza non inferiore ai 3 mesi. È bene ricordare che una distanza non inferiore ai 3 mesi non vuol dire che dopo 3 mesi dalla prima votazione questi immediatamente calendarizzano e si va al voto. No, spesso passano molto più di 3 mesi, anche perché poi è difficile coagulare il consenso necessario. Perché? Perché mentre nella prima votazione la maggioranza richiesta è una maggioranza semplice, per cui si parte con una richiesta di modifica della Costituzione, la approvo in prima battuta con una maggioranza normale e semplice, l'altra Camera anche, ma passati i 3 mesi la seconda deliberazione deve essere approvata con la maggioranza assoluta, per cui i numeri salgono. Se non arrivo alla maggioranza assoluta non posso continuare con il procedimento, e questo è, se volete, questi sono i primi 2 aggravi rispetto all'iter normale: il fatto che ci voglia una maggioranza più ampia nella seconda votazione, e che le votazioni, per cui le 4 delibere, 2 per il Senato e 2 per la Camera, non possano intervenire prima di 3 mesi l'una dall'altra, il che comporta proprio una lunghezza dei termini procedurali. Altro aggravio, che si dice però essere solo di tipo eventuale, è la possibilità di chiedere il referendum costituzionale. Non lo si può chiedere sempre, lo si può chiedere solo nel caso in cui nella seconda votazione, quella finale, il testo venga approvato con la maggioranza assoluta. Se il testo viene approvato con la maggioranza assoluta, si può entro 3 mesi chiedere anche il referendum. Se invece il testo viene approvato con una maggioranza di 2/3, non si può chiedere il referendum. Ora, nella storia repubblicana solitamente le leggi costituzionali o di divisione costituzionale difficilmente passano con i 2/3, per cui è abbastanza facile che si possa chiedere il referendum costituzionale. Dal punto di vista temporale, quella più recente, la riforma costituzionale più recente con la quale si è passati con i 2/3 per impedire di fatto il passaggio attraverso l'esercizio della sovranità popolare, è la riforma del pareggio di bilancio in Costituzione. Quella l'hanno approvata con i 2/3, onde evitare che vi fosse anche la benché minima possibilità di sottoporre il quesito al corpo elettorale, che l'avrebbe probabilmente bocciato, e per cui lì si è pensato bene, dire bene, mettiamoci la mano sul cuore tutti, approviamola, facciamo di tutti una stessa maggioranza, e a quell'epoca furono centro-sinistra e centrodestra e se la approvarono tranquillamente con i 2/3. Solitamente invece le riforme costituzionali
difficilmente appunto raggiungono quel quorum che è quello dei 2/3, e a quel punto si può chiedere il referendum. Chi può chiedere il referendum? Ora, il referendum, se vedete, il 138 dice che cosa? Che possono chiedere il referendum costituzionale o 5 consigli regionali o 500.000 elettori oppure un quinto dei membri di una Camera. Ora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente il Costituente si è preoccupato, nello stendere la Costituzione, di dare la possibilità alle minoranze che eventualmente non avevano votato la riforma di poter chiedere un passaggio popolare, per verificare cioè se quella che in quel momento è minoranza in Parlamento non sia diventata maggioranza nel Paese, che dunque il Paese non voglia la riforma costituzionale. È bene ricordarsi questo perché quando fu approvata la riforma Renzi-Boschi, il referendum fu chiesto dal Partito Democratico, e una delle cose che io ho sentito più spesso anche negli incontri sulla riforma era: ma insomma, non avete visto che garantisti che siamo, abbiamo pure chiesto noi il referendum per passare attraverso la sovranità popolare. Bene, in realtà non è tanto il punto chi l'ha chiesto, il punto è che averlo chiesto come maggioranza che aveva approvato la riforma ha trasformato uno strumento, un istituto di garanzia per le minoranze in uno strumento plebiscitario per la maggioranza, il che è gravissimo in un sistema costituzionale come il nostro, perché quell'istituto è pensato per salvaguardare le minoranze, non per permettere alla maggioranza di dire cosa c'è, facciamo che ti faccio anche votare così mi dai un bel sì e avvalori ancora di più il mio senso di fierezza. Non è così. Quel referendum è proprio un elemento non plebiscitario che è in mano alle minoranze parlamentari. Ora, la cosa importante da ricordare del referendum costituzionale è che, a differenza del referendum abrogativo, non richiede alcun quorum, cioè che andiamo a votare in 5 o andiamo a votare in 50 milioni non cambia nulla, il referendum vale comunque. Ecco che allora chi conta davvero, chi va a votare in quel tipo di referendum. E se ci pensate, il 4 dicembre del 2016 quello che accadde fu che il Paese reagì molto forte, no? Rispetto a una riforma così ampia della Costituzione, e andarono a votare davvero in tanti, perché si arrivò a dei picchi quasi da elezioni politiche, insomma, per cui, e giusto per raccontarla tutta, io ricordo molto bene quella sera, anche perché insomma la battaglia sulla Costituzione fu estenuante, ma quando capimmo che si era superato il 50% sapevamo che la riforma sarebbe stata cassata, perché più alti erano i numeri più forte era la possibilità che fosse no, dato che la riforma era polarizzata all'interno di un solo schieramento politico. La Costituzione può essere modificata tutta? No, assolutamente no. Abbiamo un limite esplicito, che è l'articolo 139 della Costituzione, l'ultimo articolo, che dice chiaramente che cosa? Che la forma repubblicana non può essere modificata, cioè laddove una maggioranza parlamentare, anche fosse con i 2/3, dovesse decidere che si ritorna a essere una monarchia, a Costituzione vigente non lo può fare. Cioè quella legge costituzionale di riforma sarebbe incostituzionale. Ma poi vi sono anche i cosiddetti limiti impliciti, cioè che non sono scritti in Costituzione, ma che sono stati elaborati dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, all'interno della sua giurisprudenza, ha di fatto elaborato degli altri limiti che non sono scritti in Costituzione. In particolare c'è un'ottima sentenza, che è la 1146 dell'88, della quale la Corte dice: attenzione, ma i primi articoli della Costituzione sono talmente fondativi, perché caratterizzano la forma di Stato, che esattamente come la forma repubblicana non possono essere soggetti a revisione, nessuna modifica è ammessa. Non si possono violare quegli articoli lì, perché è inammissibile una loro modifica. Sono gli articoli che abbiamo letto insieme la prima volta, per cui laddove vi fosse un legislatore che decidesse di modificare l'articolo 5 piuttosto che il 6, piuttosto che il 3, piuttosto che qualsiasi altro di quei primi 12, non lo potrebbe fare, non avrebbe la possibilità di farlo. Quindi ad esempio la trasformazione dell'Italia in una repubblica federativa non può essere fatto? No, lì è diverso, perché parliamo della parte seconda della Costituzione. Allora, il titolo quinto può essere modificato, assolutamente sì, si può fare, anche perché gli articoli, per esempio l'articolo 5, a cui si potrebbe fare riferimento, dice che la Repubblica è una indivisibile, ma riconosce
più ampio decentramento amministrativo, insomma riconosce anche l'autonomia. Dunque, fin tanto che noi avessimo uno Stato comunque unitario, ma fortemente federalizzato, anche l'articolo 5 sarebbe salvo. L'articolo 5 parla di solidarietà interistituzionale, quello che spesso viene confuso nella dialettica politica è che dal punto di vista dell'elemento giuridico in Costituzione c'è un principio che è quello di solidarietà che spesso gli enti substatali si dimenticano, ma dal quale non si può prescindere in uno Stato unitario, per cui se il tuo scopo per esempio è l'egoismo di tipo economico, quello non trova nessun tipo di garanzia in Costituzione. Prego. Sulla slide precedente c'era una dicitura sospensiva. È un referendum sospensivo, perché il referendum costituzionale che su cosa interviene? Interviene su una norma che è stata correttamente elaborata, no? 2 votazioni da parte di Camera e Senato, seconda votazione con la maggioranza assoluta. A quel punto il disegno di legge è pronto per essere, per diventare effettivo, ma per 3 mesi è sospeso, perché in quei 3 mesi 5 consigli regionali piuttosto che 500.000 elettori o i membri delle Camere possono chiedere il referendum. In quel caso lì, se viene chiesto un referendum, e in quel caso sospende l'efficacia della norma che modifica la Costituzione, quel referendum ha la possibilità o di permettere alla riforma di entrare in vigore, perché dicono sì, oppure di non permettere a quella riforma di entrare in vigore. Potrebbe fare anche sulla legge elettorale? No. Quello che era previsto e forse poteva essere un elemento valido della riforma bocciata il 4 dicembre scorso era la possibilità per la Corte Costituzionale di operare una valutazione preventiva. Però era all'interno di un pacchetto che poi è stato bocciato tutto. Certo che quello potrebbe essere un elemento, visto che il Parlamento ha dimostrato attualmente di non essere in grado di produrre una norma che abbia tutte le caratteristiche per rientrare all'interno di tutti i paletti che la Costituzione pone, forse sarebbe stato auspicabile che almeno quel passaggio fosse stato approvato per permettere alla Corte di esprimersi prima e non ex post. Ora, scusi, prego. ma non è comunque possibile richiedere un parere? No. Nel nostro ordinamento, tu puoi credere un giudice della Corte Costituzionale e chiedergli ma dammi una lettera, dimmi cosa pensi informalmente, ma il controllo di tipo preventivo nel nostro ordinamento non è possibile. Siamo esposti a che ce la boccino violando. Certo, nel nostro ordinamento di giustizia costituzionale, lo vedremo se ne vuole il tempo, funziona proprio in questo modo: controllo di tipo successivo e concreto. Vuol dire proprio che il controllo avviene quando la norma è già entrata in vigore e deve essere concreto, cioè la norma deve addirittura essere applicata, perché se è teorico no. Per alcuni può sembrare una sciocchezza di dire ma come mai non mi fai il controllo prima? In realtà il controllo di tipo successivo è il controllo più efficiente, perché spesso la norma viene scritta con un'idea, ma quando poi trova applicazione nel caso concreto mostra dei profili di incostituzionalità. Esistono sistemi, il sistema francese era un sistema di controllo preventivo, il Consiglio di Costituzione verificava prima che le norme entrassero in vigore. Qual era il problema? E infatti hanno fatto una riforma anche loro nel 2010 inserendo il controllo successivo, che se poi la norma una volta applicata presentava profili di costituzionalità, l'unico modo per porvi rimedio era che il Parlamento elaborasse una nuova norma abrogando quella precedente, perché la Corte non poteva intervenire, aveva il controllo solo preventivo. Nel nostro ordinamento invece la Corte controlla la norma una volta che ha preso efficacia e dunque ha ripanato i suoi effetti, si possono verificare gli eventuali profili di incostituzionalità. Per cui che come sistema è, se vogliamo, più efficiente. Poi è chiaro che non dovrebbe accadere che il Parlamento elabori norme che presentano profili di incostituzionalità. Poi, ripeto, se noi ci atteniamo al dato della riforma elettorale, quella adesso appena presentata, lì se ci pensate il giochino è stato molto semplice, cioè ecco perché per esempio io ne parlavo prima anche con il vostro collega Cristian, ieri l'ho letto di tanti tutti i colori, no? Dio, Mattarella ha firmato, non doveva firmare, ma perché non ha firmato? Ora, Mattarella doveva firmare perché non vi sono nel Rosatellum profili evidenti di incostituzionalità, e vi spiego perché. I profili di incostituzionalità rilevati nel Porcellum
e nell'Italicum sono stati nel cosiddetto Rosatellum, anche se è terribile questa cosa dell'utilizzazione di nomi, tutti accolti, e anche ne hanno aggiunti degli altri, che però solo la Corte può definire incostituzionali, non il Presidente della Repubblica. Perché vi dico questo? Perché il premio di maggioranza sproporzionato, non legato a una percentuale minima, non c'è più, per cui Porcello è eliminato. I listini, diciamo, lunghi bloccati sono stati eliminati. Il listino adesso è minimo 2, massimo 4, per cui non sono più i listini lunghi, sono i listini corti, come prevedeva la sentenza della Corte Costituzionale. Qual è l'elemento, se ci pensate, che oggi crea più problemi sotto il profilo, diciamo, della ragionevolezza della norma? Il fatto che sono stati formalmente inseriti due sistemi di elezione, maggioritario e proporzionale, un terzo maggioritario, 2/3 proporzionale, ma solo formalmente, perché concretamente l'elettore non può che esprimere un voto solo. In un sistema che voleva essere veramente differenziato avrei dovuto avere due schede, quella per il maggioritario e quella per il proporzionale, al fine di non operare una scelta forzata con il maggioritario automaticamente proporzionale. Tanto è vero che quello che accadrà con molta probabilità è che nei collegi uninominali chi verrà veramente votato non entrerà in Parlamento, perché mentre paradossalmente contribuirà con i voti che prende lui o lei a far entrare quelli del listino che invece non sono stati votati. Ora, qual è, se volete, l'elemento che sta creando maggiore confusione anche nelle informazioni? Molti si focalizzano sul discorso di sti cavolo di listini bloccati, no? Sti 4 nomi, e dicono jamais io non posso esprimere una preferenza. Ora, è un problema così rilevante il fatto che non si possa esprimere una preferenza sui nomi nel listino di un partito? Guardate che è un problema soltanto di natura teorica, perché se tu vuoi farti eleggere con un partito devi essere membro di quel partito e quel partito deve volerti candidare. Non è che tu dici, sai che c'è, mi prendo un simbolo, me lo metto sopra il mio nome e mi presento alle elezioni. Che cosa vuol dire questo? Che in ogni caso è il tuo partito che decide di autorizzarti alla candidatura. Dunque l'elemento che rileva di più è il meccanismo con cui i partiti scelgono i candidati, non già il fatto che siano presenti 2 e 4 nomi, ma come vengono messi lì, cioè chi opera la scelta. Ecco perché una delle riforme più auspicabili è proprio quella sulla una riforma organica, o meglio, una norma organica sui partiti che definisca esattamente delle procedure democratiche per identificare chi, il modo di scegliere coloro i quali poi si presentano alle elezioni, perché il punto è quello: che legittimità hanno quei 4 nomi che sono inseriti nel listino? Poca se l'hanno decisa in 2, pochissima se l'ha deciso uno, ridicola se l'hanno decisa in 50, no? Su un collegio magari di 100.000 persone, per cui su quello forse c'è il problema, ma è di natura, ripeto, politica, non pragmatica, perché è chiaro che tu comunque il simbolo di un partito non lo usi se non sei autorizzato, è evidente. Però ci sono stati casi di candidati che per prestigio personale e altre questioni sono prevalsi rispetto a quelli indicati dal partito, però con le preferenze. Certamente, però il punto qual è? Che è una percentuale talmente minima, e comunque anche la persona particolarmente, diciamo, influente deve essere comunque parte di quel partito, cioè il partito ti deve comunque autorizzare a usare il simbolo. Se non ti autorizza tu ti devi presentare da solo, ed è molto difficile che tu ti possa presentare da solo. Dunque in questo la questione è, tra virgolette, se ci pensate, un po' montata dal punto di vista comunicativo, perché che i partiti scelgano i loro candidati è del tutto evidente. Il punto qual è? All'elettore, in un sistema ad esempio che è sia proporzionale che maggioritario, deve essere data la possibilità di scegliere per il maggioritario e per il proporzionale. Perché lo dico? Perché è chiaro che se io voglio votare Tizio, che è sostenuto da una coalizione che a me non piace, però mi piace Tizio, devo poter votare Tizio e poi votare invece per il partito X che so magari benissimo che è minoritario, ma voglio comunque vederlo in Parlamento. Anche perché questa legge che cosa favorirà? Chiaramente le coalizioni, tenderà invece a portare fuori dall'arco parlamentare quei partiti che non si coalizzano. E non sto pensando a un partito
come Movimento 5 Stelle, che da solo magari si prende anche il 30%, ma penso a partiti più piccoli che appartengono alla sfera della sinistra estrema piuttosto che della destra estrema, che comunque rappresentano parte del paese e che o si coalizzano o sono fuori dai giochi. Detto ciò, tornando a Il noi, voto disgiunto aveva questa possibilità di scegliere quindi maggioritario? nelle elezioni comunali, per esempio, si dà la possibilità del voto disgiunto, per cui io voto il candidato sindaco e il consiglio comunale. È accaduto rarissime volte, ma è accaduto che vi fosse un sindaco eletto con un consiglio comunale non suo, proprio perché c'è stato il voto disgiunto, per cui il sindaco mi piace tanto, ma il suo partito no, voto un altro partito. Per cui la possibilità in questo caso di voto disgiunto non era e non sarebbe idonea a favorire un risultato come quello, perché noi comunque non votiamo per il sindaco, non votiamo per il Parlamento, ma sarebbe idonea a favorire una corretta competizione nei collegi uninominali tra Tizio, Caio e Sempronio e permettere a chi invece viene eletto con il proporzionale di giocarsela solo sul proporzionale. Il nome famoso, se messo in un collegio uninominale, può paradossalmente non vincere, ma attrarre talmente tanti voti da far entrare tutti quelli che gli stanno bloccato, tranne Tizio che ci ha messo il nome. Paradossale. Detto ciò, abbiamo detto che il referendum costituzionale, il referendum senza quorum, ha a che fare con la possibilità di far entrare o non in vigore una riforma costituzionale. Nel nostro ordinamento però esiste un altro tipo di referendum, che è il referendum abrogativo. L'articolo 75 della nostra Costituzione prevede quest'altra fonte del diritto, che è il referendum abrogativo, uno strumento con cui i cittadini possono incidere nell'ordinamento, modificandolo però solo in negativo, nel senso che possono eliminare, abrogare una norma o parte di essa. Non possono aggiungere alcunché, ma possono operare una modifica dell'ordinamento, non di tutto, vedremo che ci sono dei limiti. Il referendum abrogativo, nella nostra Costituzione, è quello strumento di democrazia diretta che i costituenti decisero di inserire in Costituzione. E ben attenti che i costituenti litigarono moltissimo su questo articolo, perché non tutti erano d'accordo con la possibilità di inserire uno strumento di democrazia diretta, cioè la possibilità per il popolo di esprimersi direttamente. Perché in molti, memori di quello che era accaduto durante il ventennio, dove, ricordiamoci, il popolo italiano era per la stragrande maggioranza favorevolissimo al regime, non erano contrari, erano proprio contentissimi del regime, si diceva attenzione perché il corpo elettorale non sempre sa riconoscere la minaccia, diciamo la deriva di regime, e dunque dargli la possibilità di andare magari con un impeto di passione direttamente a modificare l'ordinamento forse è pericoloso. In ogni caso si decise che si poteva ottenere, si poteva dare questo istituto di democrazia diretta al popolo attraverso l'articolo 75, subordinandolo però ad alcune condizioni. In primis una raccolta di firme che, se ci pensate, è bella pesante, perché 500.000 elettori non sono mica facili da convincere a firmare una scheda per chiedere un referendum, oppure la possibilità per 5 consigli regionali di chiedere il referendum, ma poi soprattutto è stato inserito il quorum. Ora, io so che voi appartenete a un partito che odia la parola quorum, ma c'è da capire che cosa vuol dire quorum e perché i costituenti, questi matti, questi folli, inserirono il quorum in Costituzione. Ora, il quorum, che è la maggioranza più uno, fu inserito in Costituzione per evitare una cosa molto semplice, che è un pericolo che non esisteva solo allora, esiste tutt'oggi, ovvero la possibilità per una maggioranza di chiedere l'abrogazione, ad esempio, dei diritti di una minoranza. Ora, facciamo l'esempio, se volete, scolastico. Legge sulle unioni civili, 76-2016. Arrivano a un certo punto 500.000 cattolici che dicono: sai che c'è? La vogliamo eliminare perché questi sono famiglia innaturale. Propongono un referendum, non c'è quorum. Chi non ha un orientamento sessuale diverso gliene frega magari poco, non riesce a sensibilizzarlo, per cui non ci va a votare, mentre i ferventi cattolici che hanno proposto il referendum ci vanno a votare, quelli che hanno un orientamento diverso, che probabilmente beneficiano di quella norma, sono inferiori numericamente e quella norma viene abrogata. Voi capite l'assurdità. In una democrazia è normalissimo
perché è fisiologico, è assurdo pensare il contrario, vivere su un pianeta che non è il nostro, pensare che tutti vadano a votare e magari vadano a votare anche con una certa etica o con una profondità intellettuale, no? Proprio per questo i costituenti inserirono il quorum, perché si disse: nel momento in cui tu lasci alla mercé di una maggioranza la possibilità di modificare, ad esempio, i diritti di minoranza, se lo vuole fare deve essere maggioranza, cioè ci deve andare almeno la metà più uno di tutto il paese, e quella metà più uno deve andare a votare, deve votare pure sì, altrimenti no. Dire togliamo il quorum non è dire aumentiamo la partecipazione, è aumentare lo spettro per quelli che sono diritti di minoranza, di vedersi la possibilità concreta di cancellazione di quei diritti, senza la possibilità alcuna di frapporsi a una cosa di questo genere. Per cui attenzione, anche quando parlate tra voi, di referendum e di togliere il quorum. Prego. Io mi sono andato a leggere lo stenografico della Costituente di quando parlarono di questo argomento. I costituenti stabilirono un quorum che in prima battuta era del 60%. Mi ricordo. Non perché volessero, diciamo così, garantire le minoranze, il loro vero intendimento era puramente matematico. No, questo certamente. Allora, il punto... Fecero un calcolo, no? Dissero: se i rappresentanti del popolo di maggioranza votano e promulgano una legge, non è possibile che una quantità inferiore di cittadini, pur qualificata, possa abrogare la stessa norma. Questo è sicuramente... Però poi cosa è successo? Che negli anni 80 e 90, specialmente al referendum contro la caccia, qualcuno ebbe la geniale idea, non è terribile, di utilizzare un meccanismo matematico per accaparrarsi la vittoria nonostante si fosse in minoranza. Cioè dissero: siccome c'è il quorum e sappiamo che va a votare, cioè una media molto bassa, il 70% delle persone, no? Adesso esagero, se di questo 70 il 40 è a favore e il 30 è contro, quel 30 si unisce al 30 di astensione fisiologica e vince, ovvero una minoranza fa sua una vittoria pur non avendo una maggioranza. Questo meccanismo i costituenti non l'avevano proprio previsto. Allora, il fatto che c'è stata una distorsione della volontà dei costituenti, e questo deve essere in qualche modo corretto. Allora, su questo mi permetto di sentire perché addirittura i costituenti, molti di loro non volevano addirittura l'istituto del referendum, non lo volevano perché temevano proprio il voto passionale, non il voto ponderato. All'interno di quel ragionamento è proprio il ragionamento tipico della difesa delle minoranze. Al di là del calcolo numerico, quello che interessava a coloro i quali per esempio vedevano con assoluto timore un esercizio di espressione diciamo diretta, non mediata dalla rappresentanza, era proprio la possibilità di nuovo storicamente di permettere a una maggioranza di prevaricare. Questa era diciamo la preoccupazione. Si arrivò a diciamo il quorum del 50% più 1 per assicurare che quantomeno appunto la decisione di modificare l'ordinamento attraverso un istituto di democrazia diretta fosse quantomeno una decisione molto partecipata. Che poi vi sia stato, e su questo io mi trovo d'accordo, ma che poi vi sia stato un uso distorto dell'astensione per evitare di affrontare taluni temi che la classe politica ad esempio non voleva di fatto affrontare, è certo. È vero però per contro che su tutti quei temi che riescono a suscitare un interesse rilevante della popolazione, i referendum riescono a portare a termine il loro risultato. Cioè il fatto che alcuni referendum non siano sostanzialmente passati, per cui non abbiano raggiunto il quorum, è probabilmente legato al tipo di quesito, cioè che cosa stanno chiedendo? È di interesse nazionale il tipo di quesito, il tipo di materia che viene trattata sta suscitando l'interesse dei cittadini. In questo senso è chiaro che il referendum si scontra anche con questo, però ricordiamoci che è uno strumento di democrazia diretta, cioè non mediato, ripeto, dalla rappresentanza, se lasciato libero crea questa discrepanza, per cui una maggioranza può sempre chiedere l'eliminazione dei diritti di minoranza e lo può fare perché numericamente è più ampia, e lì si può giocare la carta, tra virgolette, anche se rappresentiamo il 40%, se loro sono il 10%, a noi basta il 40%. In questo senso è pericoloso,
Poi, ripeto, nel nostro ordinamento che si sia usato del fenomeno dell'astensionismo, addirittura quando si invitava la gente ad andare, certamente. Forse in questo, per esempio, la riforma costituzionale Renzi-Boschi bocciata, in questo aveva, se volete, un elemento positivo, perché prevedeva la possibilità di alzare il numero di firme e agganciarlo però alle votazioni politiche. Era un po' assurdo chiedere 800.000 firme, perché è già impossibile tirarne su 500.000, però diciamo che si andava forse in una direzione diversa, che era quella di abbassare un pochino il quorum in relazione a quanti erano i richiedenti, perché allora lì era più legittima la domanda, meno forse richiesto il quorum in termini di ampiezza di partecipazione. Detto ciò però, tornando a noi, come si fa a chiedere il referendum abrogativo e quali sono i limiti? Richiesta almeno 500.000 elettori o 5 consigli regionali. L'oggetto possono essere le leggi ordinarie o gli atti aventi forza di legge, per cui decreti legge o decreti legislativi. Vi sono però dei limiti di materia, cioè io non posso chiedere referendum su qualsiasi materia, su qualsiasi norma dell'ordinamento. Le leggi tributarie non possono essere oggetto di referendum, le leggi sull'amnistia, le leggi sull'indulto, sull'autorizzazione alla ratifica dei trattati. Ora, perché secondo voi queste materie sono state tolte dalla possibilità di chiedere il referendum? C'è bisogno di essere ponderate, discusse. Perché sono materie particolarmente complesse, alcune hanno a che fare sempre con quel oggetto che è l'emotività. Amnistia e indulto sono provvedimenti che sì, di cui beneficiano taluni, ma tali altri magari le guardano via, insomma, no? Però è anche vero che dato che hanno beneficiato di un voto molto ampio dell'Aula, 2/3, è chiaro che si dice se c'è una così grande convergenza politica non ha poi senso passare per il corpo elettorale. Ma in particolare le materie che vengono, diciamo, escluse sono quelle materie particolarmente complesse, dove è poco probabile che il corpo elettorato chiamato ad esprimersi riesca ad esprimere un voto ragionato, no? Perché non capisce nemmeno qual è il quesito. Ci sono anche dei limiti di forma e di sostanza, cioè come deve essere strutturato, come deve essere fatta la richiesta di referendum. Ci sono poi dei limiti temporali, per cui se io chiedo la raccolta firme per il referendum non ho dei tempi biblici, ho pochi mesi. Allora capite che in pochi mesi, per esempio, quando si trattò della riforma costituzionale, si provò a raccogliere le 500.000 firme per chiedere il referendum, no? Ci riuscì la CGIL a raccogliere le firme, ma non tutti gli altri, perché è molto molto difficile, i tempi sono veramente ristretti. L'ammissibilità del referendum è, diciamo, il vaglio di ammissibilità viene effettuato dalla Corte Costituzionale, che deve verificare sostanzialmente che la richiesta sia una richiesta ammissibile, per cui la materia di cui tratta il referendum è materia che non sia esclusa dal referendum, ma anche ad esempio che i quesiti siano posti in modo da non essere eterogenei e che i quesiti siano comprensibili, per cui che la gente quando poi si reca alle urne sappia esattamente che cosa sta votando. Il controllo invece, diciamo, di tipo formale sulla regolarità delle procedure viene svolto invece dalla Cassazione. Ora, prego. Quindi in Italia non si sarebbe mai potuto votare come in Gran Bretagna l'uscita dal trattato europeo? No. No, però non è detto che non si possa per legge istituire una consultazione popolare, quantomeno per chiedere che cosa i cittadini ne pensano. Questo lo si potrebbe fare. Noi non possiamo chiedere l'abrogazione di una norma di un trattato, questo no, per cui però nulla vieta, anche con una legge costituzionale, per esempio, di chiedere se il popolo è d'accordo o non è d'accordo, se ci vuole stare ancora, se non ci vuole stare, insomma. Le possibilità ci sono altre, però non sono queste. Ora, quando si parla di limiti, appunto, parliamo di interventi della Corte Costituzionale che ha identificato altri limiti rispetto a quelli dell'articolo 75 e, appunto, una delle cose più importanti che la Corte ha identificato è il fatto che il quesito deve essere chiaro e che se vengono presentati più quesiti referendari, come spesso è accaduto, questi devono essere omogenei, cioè devono riguardare dei pacchetti, diciamo, di norme o di settori, di materie che siano omogenei, non del tutto eterogenei.
questo per impedire la confusione. Quando vai a votare per il referendum abrogativo ti trovi una domanda di questo tipo: volete voi che sia abrogato l'articolo tali tali? Ora, in questo caso il referendum può chiedere di abrogare una norma o solo parte di essa. È stato così, per esempio, per quanto riguarda i referendum che hanno colpito le leggi elettorali, che hanno trasformato di fatto il sistema in un sistema maggioritario attraverso quei voti, perché sostanzialmente se io modifico una parte di una norma ne posso cambiare completamente il significato. Ora, volete che mi fermo o andiamo avanti? Facciamo fino alle 11? Boh. Allora, un difetto del referendum è che dopo che è stato votato il Parlamento può fare una legge che rimetta non è che può, lo ha fatto. Esatto. Lo ha fatto, e per esempio quando ci sono stati i referendum, quelli famosi referendum sull'acqua pubblica, no? Lì si andò a votare nel giugno del 2011 e nell'agosto del 2011 l'allora governo Berlusconi reinserì di nuovo nell'ordinamento una norma che prevedeva la privatizzazione del servizio idrico. Lì però arrivò la Corte Costituzionale nel 2012, l'anno dopo, e disse chiaramente che non era possibile smentire in modo così palese una pronuncia del corpo elettorale, cioè se il referendum ha sancito che il popolo non vuole la privatizzazione del servizio idrico, il Parlamento non può reinserire quella norma a distanza di 2 mesi, per cui quella norma venne censurata. È vero peraltro che non sempre la classe politica del nostro paese è in grado di cogliere il senso, no, delle espressioni popolari. In questo fu palese che la direzione era assolutamente tracciata con il referendum del giugno del 2011, ma lì il governo non vuole sentire ragioni e, ripeto, 2 mesi dopo, non un anno dopo, reinserì la norma. Però appunto in questo abbiamo avuto la Corte Costituzionale che è intervenuta. Questo mi porta a dire anche un'altra cosa che mi ero dimenticato: il referendum abrogativo si può celebrare salvo che il Parlamento non intervenga modificando esso stesso quella norma. Per cui se il Parlamento in corsa arriva e abroga la norma che sarebbe stata oggetto di referendum, il referendum non si può più celebrare. Così come deve esserci, c'è un limite temporale nelle richieste di referendum, per cui se io ho presentato un referendum oggetto di una determinata materia e non è passato, o perché hanno vinto i no, o perché c'è stata astensione, non posso ripresentare lo stesso quesito prima di 5 anni, per cui ho questi, diciamo, limiti ulteriori. Quello è quello che è successo con il nucleare, mi pare, perché era già stato fatto un referendum nucleare che poi è stato ripresentato. Esatto, però a distanza di molti, davvero molti anni. No, invece per quanto riguarda l'oggetto astensione di cui parlava il vostro collega prima, ecco, l'esempio tipico più recente è il referendum sulle trivelle. Lì si puntò moltissimo su che cosa sostanzialmente? Sulla disinformazione totale rispetto al quesito, perché molti non capirono qual era la posta in gioco, e lì non si raggiunse il quorum. Chi andò a votare votò convintamente e le percentuali furono percentuali bulgare, no? L'80%, più dell'80%. Però il problema lì fu che non si riuscì a far comprendere al corpo elettorale qual era la materia del contendere. Vuoi anche perché quel referendum era un referendum chiesto attraverso la pronuncia dei consigli regionali, cioè non si era proceduto attraverso la raccolta di firme, la campagna informativa non era stata molto spinta, e soprattutto, lì c'è da dire, le regioni non agirono con molta coesione tra loro, perché di fatto furono solo le regioni che avevano il problema, no, delle coste che erano fortemente interessate. Le altre regioni sembravano particolarmente disinteressate, cioè quasi a dire che il mare non è un mare di tutti, ma è solo delle regioni che vi si affacciano. Vabbè, sciocchezze a parte. Detto questo, scusa, è questo anche un problema comunque del quorum, perché alla fine però lì, vedi, il punto qual è? È vero che il quorum crea ovviamente, no, il problema dell'astensione, però c'è da dire che chi promuove, diciamo, il referendum in quel caso, essendo questo uno strumento eccezionale, deve avere anche la capacità di coinvolgere, voglio dire, referendum sull'acqua pubblica, sul nucleare, sul illegittimo impedimento, sono referendum che sono riusciti a catalizzare
fortemente la popolazione verso il risultato, e non erano il referendum che la classe politica appoggiava volentieri, perché riguardavano settori in particolare dell'economia con cui la classe politica aveva determinati interessi, e l'esempio è proprio quello per cui se nel giugno del 2011 una norma viene abrogata tramite referendum, nell'agosto il governo la reintroduce, per cui in quel momento ci si è riusciti, c'è stata la capacità di convogliare a livello comunicativo, anche consapevolezza. Non sempre si è stati in grado di farlo, questo è il punto. Poi vi sono stati anche referendum che onestamente trovavano l'interesse che trovavano anche nella popolazione, per cui non sempre c'è stata la capacità. È chiaro che il quorum è un ostacolo, ma è un ostacolo all'esercizio della democrazia diretta, perché la democrazia diretta nei sistemi di tipo costituzionale e democratico non è la regola, è un'eccezione. Nei sistemi costituzionali democratici la regola è la rappresentanza, per cui la mediazione del voto attraverso dei rappresentanti che ponderano molto di più rispetto a magari dei voti di tipo molto passionale che possono cogliere un soggetto in quel momento e poi magari cambia idea un mese dopo o 2 mesi dopo. Detto questo, tornando alle fonti del diritto, oltre alla legge ordinaria, la legge costituzionale, il referendum abrogativo, esistono anche altri atti che vengono chiamati atti aventi forza di legge, che leggi non sono, perché non sono prodotte attraverso il normale iter parlamentare. Prego. Scusa, torno un attimo ma quando si dice che nel referendum hai sempre 3 opzioni, quindi sì, no o astensione, quindi il discorso di astenersi è inserito a RARP per far saltare il referendum? No, allora diciamo che sostanzialmente le 3 opzioni, il cosiddetto sì, no, astensione, allora l'astensione dovrebbe significare in linea teorica non è un quesito che o mi interessa o addirittura mi rappresenta, cioè il fatto stesso che tu ponga la domanda per me è del tutto irrilevante. Questo dovrebbe significare l'astensione. Purtroppo quello che è accaduto qual è? È accaduta questa prassi, diciamo, se volete una prassi in negativo, per la quale si è detto benissimo, invece di lavorare su alzare la percentuale dei no, lavoro sulla percentuale delle astensioni, perché in linea pratica, cioè quello che accade davvero con l'astensione, è che l'effetto è quello di un no. Per cui, però è più facile, perché è chiaro che è molto più facile dire a qualcuno vai al mare che non rompiti le scatole, vai al seggio, fai magari la coda e vota no. Per cui, diciamo, si è tradotto così, perché in questo caso l'astensione di fatto corrisponde, si somma ai no, perché determina il fallimento del referendum. Il referendum punta sì, no, allora sì, la voglio eliminare. Questo vale per il referendum abrogativo con quorum. Non è invece vero per altri tipi di consultazione, dove l'astensione non determina alcunché, nel senso che nel momento in cui per esempio non è previsto un quorum, il fatto di astenersi non vuol dire votare no, vuol dire semplicemente che non si riconosce nemmeno l'utilità del quesito. È ad esempio quello che è accaduto in Lombardia, no? In Lombardia il referendum sulla richiesta di più autonomia non ha raggiunto alcun quorum perché non c'era. Questo non vuol dire che chi non è andato a votare non fosse pro autonomia o fosse contro l'autonomia, semplicemente non era interessato perché non la riteneva in quel momento materia rilevante o non riteneva di dover spendere del tempo per chiedere quel tipo di azione da parte del Consiglio regionale. Questo però, ripeto, in quel sistema lì non ha determinato alcunché, no? Perché non si è sommata ai no, non si è sommata ai sì, semplicemente un mi astengo. Prego. Volevo fare una piccola aggiunta. La nostra Costituzione dice che il diritto di voto è un diritto e un dovere civico. Certo. E per cui io penso che questo problema si risolverebbe, ovviamente questa è una considerazione politica, certo, semplicemente se i politici eletti, che quindi dovrebbero agire con disciplina e onore, la smettessero di invitare all'astensione, perché dato che è un dovere, un diritto, quindi un dovere civico, sono proprio gli eletti a qualunque livello che dovrebbero tacere riguardo l'invito all'astensione. Questo secondo me sarebbe sufficiente. Allora, appunto, io su questo è un ragionamento politico, posso dire sì, ma sostanzialmente guardi,
bisogna essere sempre realistici all'interno, diciamo, del contesto, no? Allora, la democrazia è un bellissimo tipo di regime, no? In termini di regole, però prevede anche un altro tipo di diritto, che è un diritto, se volete, per taluni odiosissimo, per taluni invece è la pace sociale, che è il diritto al disinteresse. Cioè, è vero che è un diritto dovere, ma se noi osserviamo, ad esempio, la giurisprudenza costituzionale fa sempre, diciamo, tende a descrivere quello come un diritto più che un dovere, ovvero in un sistema democratico il diritto a partecipare non si configura solo come dovere, cioè diritto-dovere, perdonatemi, ma anche come la sacrosanta libertà di dire a me non interessa nulla. Il che poi porta a delle derive assurde di cui potremmo discutere per ore. Però uno dei problemi, se ci pensate, fondamentali nelle democrazie contemporanee è proprio quello che, siccome c'è la libertà assoluta di disinteressarsi, cioè non è prevista alcuna sanzione rispetto al disinteresse, mettiamola così, quello che accade è che buona parte della popolazione dice, sapete che c'è, prego. Io una distinzione che secondo me è fondamentale, e cioè che sacrosanto il diritto di qualunque a disinteressarsi, secondo il mio punto di vista non sacrosanto e non ammissibile il diritto all'invito all'astensione da parte degli eletti, perché se uno ha un ufficio elettivo, cioè quindi rappresenta il popolo, non si deve permettere di dire al popolo di disinteressarsi, altrimenti lui stesso non potrebbe essere lì. Però su questo le dico, capisco l'obiezione di tipo politico, dal punto di vista tecnico mi viene da dire, ma anche se eletto quel soggetto mantiene comunque la possibilità di esprimere la sua libera opinione, no? E soprattutto, però, proprio a pensarci, nel momento in cui quello stesso eletto, perché accade, no? Accade spesso, abbandona l'aula in determinate votazioni o si astiene in determinate votazioni, per cui non vota contro, non fa altro che praticare la stessa cosa, cioè la massima per cui ci sono occasioni in cui io non voglio nemmeno partecipare al voto, perché non voglio nemmeno legittimare quella scelta. Per cui, diciamo, dato che è molto molto labile il confine tra quella che è un'astensione pensata, un'astensione per disinteresse, capisce che diventa difficile dire no, ma tu non puoi nemmeno dire al corpo elettorale di astenersi, perché a quel punto l'obiezione potrebbe essere, ma allora tu nemmeno ti puoi astenere mai in aula, cioè quando tu ti rechi in aula devi votare sempre, non dovresti mai alzarti e uscire, perché per la stessa logica tu sei stato eletto per esprimere continuamente dei voti. Non è esattamente così, però capisco l'obiezione politica e capisco che uno dei problemi più rilevanti è quello, in un sistema come quelli democratici occidentali, dove sta prevalendo una china molto pericolosa, che è quella del disinteresse, non ci vorrebbe un megafono per invitare a una partecipazione, ma semmai il contrario. Su questo sono d'accordo, cioè, certamente. Anche perché, scusi, adesso una riflessione, no? Forse è proprio evidente il problema culturale di fondo, perché noi viviamo in una sorta di società collettiva schizofrenica, dove se io ho un determinato ruolo non sono tenuto ad essere coerente con il ruolo, però perché ne sono stato eletto, ma posso essere, come posso dire, scollato perché culturalmente c'è il disinteresse. Cioè è un po' strano, no? È come se, ed è l'espressione veramente evidente di quanto culturalmente la classe politica, non si può generalizzare giustamente, sia veramente alla deriva, non lo so. E allora sarebbe da domandarsi quale il motivo per cui tu vuoi e partecipi alla vita politica, perché la politica cos'è? Dovrebbe corrispondere all'interesse comune? Allora, cioè, non so se mi sono spiegata. Sì, le dico tuttavia che... Perché certo, anche qui è evidente l'interpretazione che si dà, perché gli strumenti sono magari buoni, funzionali, ma le persone che sottostanno e che li usano abusano, usano, disusano, non so, metteteci quello che volete, ma perché culturalmente c'è un problema. Su questo sono d'accordo, le dico però che a prevenire, diciamo, questi rischi, tra virgolette, questi pericoli, prego, esiste proprio la cornice costituzionale. Io non voglio entrare, diciamo, nei termini di questa discussione che appunto attiene più alla sfera della politica, della morale, dell'etica,
Dico però, per fortuna abbiamo una Costituzione che in qualche modo tende ad arginare determinati comportamenti. Non può arginarli tutti, per fortuna, se no sarebbe uno Stato etico, ma sicuramente può arginare taluni comportamenti. Ora, ci veniamo, andiamo avanti. Facciamo una pausa? Allora, riprendiamo con gli atti aventi forza di legge. Prego. Dicevamo appunto che legge ordinaria, legge di revisione costituzionale, legge costituzionale rientrano in quello che noi chiamiamo appunto legge in senso formale, cioè nuove regole poste attraverso un iter che vede in prima battuta in prima persona partecipare alle aule parlamentari. La nostra Costituzione però, fatto salvo il principio di separazione dei poteri e pur avendo stabilito che il potere legislativo appartiene saldamente al Parlamento, ha però previsto delle altre modalità di porre in essere regole giuridiche attraverso altri atti che non si chiamano più leggi in questo caso, ma si chiamano atti aventi forza di legge. Questo per dire che cosa? Che in termini di efficacia, effettività e forza sono equivalenti alla legge, solo che non sono approvati con l'iter legislativo ordinario, cioè che vede Camera e Senato della Repubblica votare su un testo prodotto attraverso quelle fasi che abbiamo visto prima. Questi atti aventi forza di legge sono atti che si distinguono, diciamo, per anche in questo caso l'iter di approvazione, che però vedono coinvolto un altro soggetto istituzionale, il governo. Gli atti aventi forza di legge nel nostro ordinamento sono sostanzialmente il decreto legge e il decreto legislativo, per cui due atti che vengono formati dal governo, che prevedono comunque la partecipazione del Parlamento, però in un momento, diciamo, diverso della procedura. Ora, parliamo del decreto legislativo. Il decreto legislativo è un atto avente forza di legge previsto in Costituzione all'articolo 76 e che cos'è sostanzialmente? È la possibilità per il governo di esercitare la funzione legislativa. Attenzione, è importante qui ricordarsi che la funzione legislativa è tipicamente una funzione parlamentare, per cui il fatto che la eserciti il governo non dovrebbe essere la prassi, no? E comunque la Costituzione identifica dei limiti rispetto a questa facoltà per il governo. La delegazione legislativa, per cui la possibilità per il governo di porre in essere decreti legislativi, inoltre è sostanzialmente vincolata a un atto del Parlamento. Il Parlamento, cioè, deve elaborare una legge che si chiama legge delega. Per cui il decreto legislativo di fatto esiste solo in funzione di un'autorizzazione data dalle Camere. In altre parole, la funzione legislativa esercitata dal governo è esercitata in ragione di una autorizzazione data dall'organo che solitamente esercita la funzione legislativa, cioè il Parlamento. Ogni volta? Tutte le volte deve esserci delega per il decreto legislativo. Il decreto legge è un'altra cosa, dopo lo vediamo. Ora, perché si usa il decreto legislativo? Cioè perché si è sentita l'esigenza di inserire in Costituzione la possibilità per il governo di esercitare la funzione legislativa su delega delle Camere. Perché vi sono materie particolarmente complesse, tecniche, che se si investisse, diciamo, direttamente l'aula parlamentare non vedrebbero mai la luce, perché l'iter di discussione sarebbe tale per cui i tempi sarebbero assolutamente troppo dilatati. Per cui sostanzialmente i decreti legislativi, ad esempio, vengono utilizzati per elaborare i testi unici, i codici. Se io mi vado a prendere, che ne so, il codice del consumo, vedo che c'è scritto DLGS, è un decreto legislativo. Perché? Perché in quel caso si dice al governo: bene, prendi la materia, disciplinala in modo ordinato e crea un codice. In questo modo il Parlamento delega al governo rispetto a una funzione che, se fosse il Parlamento stesso ad esercitare, probabilmente non vedrebbe poi quel provvedimento mai la luce.
il decreto legislativo viene spesso usato anche per, diciamo, recepire il diritto comunitario che deve trovare attuazione all'interno del diritto, diciamo, nazionale. Lo vedremo se ci riusciamo oggi, ma sostanzialmente l'Unione Europea produce due tipi di atti normativi: i regolamenti comunitari o dell'Unione, che trovano diretta applicazione, per cui non richiedono allo Stato nessun atto di recepimento, e le direttive europee, che stabiliscono un obiettivo da raggiungere entro un tempo limite, e entro quel tempo lì lo Stato deve elaborare una disciplina nazionale, per cui regole nazionali, per giungere all'obiettivo della direttiva. Cosa si è, diciamo, qual è la prassi che è invalsa in questi anni? È quella di dire: bene, dato che dobbiamo dare attuazione a quelle direttive, diamo delega al governo di attuare il diritto comunitario che è pendente sostanzialmente. Ora, ricordiamoci che l'elemento da dover valutare quando si parla di decreto legislativo è necessariamente la legge delega, perché è vero che il decreto legislativo è prodotto dal governo, ma il governo può produrre tale decreto solo in ragione di una delega, per cui noi, per capire il decreto legislativo, dobbiamo innanzitutto osservare la delega. E la legge delega prevista in Costituzione, cioè la Costituzione dice chiaramente che il Parlamento può delegare al governo la funzione legislativa, prevede però alcuni elementi essenziali. Innanzitutto la legge delega deve fissare i criteri e i principi direttivi. Cosa vuol dire? Fissare dei principi e dei criteri direttivi vuol dire al governo: guarda, nel momento in cui tu andrai a disciplinare quella materia devi tenere conto di questo orientamento qui piuttosto che di questo. Facciamo un esempio: se la materia è riforma del lavoro, guarda che il tuo obiettivo, i tuoi principi ispiratori devono essere quelli della tutela del lavoratore, per esempio, e non quelli di favorire il libero mercato. Può essere una scelta. Un altro elemento essenziale è l'identificazione precisa dell'oggetto, per cui io devo identificare esattamente qual è la materia che il governo potrà eventualmente andare a normare attraverso il decreto legislativo, e il limite di tempo, entro quanto tempo il governo deve porre in essere il decreto legislativo. Tale limite di tempo non è fissato nel massimo in Costituzione, ma ragionevolmente non potrà essere un limite di tempo eccessivo. Sicuramente non può essere un limite di tempo, che ne so, di 6 anni, perché se una legislatura nel massimo dura 5 anni, è chiaro che il limite temporale non può essere 6. Ragionevolmente un tempo ragionevole è nel massimo dei 2 anni, se non addirittura inferiore. Entro quel limite di tempo il governo, si dice, deve esercitare la delega, cioè deve porre in essere il decreto legislativo. Se non lo fa, non ha più il potere di porre in essere quell'atto. Ora, importante da ricordare che la Costituzione prevede questi limiti essenziali, per cui i principi, i criteri direttivi, l'obbligo di identificare pienamente la materia e il tempo, ma la Costituzione non vieta di porre altri limiti, per cui la legge delega può contenere altre prescrizioni, cioè può suggerire al governo, ad esempio, anzi obbligare il governo a sentire il parere di una commissione, a acquisire il parere di esperti nella materia, per cui può, diciamo, identificare altre misure a cui il governo deve attenersi affinché possa poi produrre in modo legittimo quell'atto che è il decreto legislativo. Tuttavia, altro elemento limite, la legge delega non può delegare al governo di emanare norme su una disciplina che è coperta da riserva di legge formale, per esempio l'autorizzazione alla ratifica dei trattati o quello che riguarda l'approvazione dei bilanci dello Stato. Se ci pensate è anche ragionevole, perché sono materie, una ha a che fare con la sovranità, diciamo, dello Stato, l'altra anche con i conti pubblici, per cui se tu dai alla stessa maggioranza di governo che se la deve votare delega di fare ciò che vuole, capite che il controllo diverrebbe praticamente iniquo da parte del Parlamento. Ora, quando parliamo di riserve di legge, è un'espressione che viene utilizzata in gergo tecnico per dire che la Costituzione a determinate materie impone che sia solo il Parlamento
a legiferare su quelle materie. Okay? Quando si parla di legge, riserva di legge formale, vuol dire che la Costituzione per quelle materie prevede che si possano porre in essere regole su quella materia solo attraverso l'iter legislativo ordinario. Parlamento, tutto si fa in Parlamento, non si delega, per esempio. La nostra Costituzione ne ha diversi, oggi non ve le faccio perché sennò ci fermiamo più, ma giusto per farci per capire, la riserva di legge formale vuol dire ad esempio che per quella materia la Costituzione prevede o una legge ordinaria, appunto, o una legge costituzionale, non un decreto legislativo o un decreto legge. Ripeto, non ve le faccio perché sono un po' complicate, ma in ogni caso abbiamo detto che il decreto legislativo è quello strumento attraverso il quale il governo esercita la funzione legislativa per materie solitamente complesse o tecniche attraverso una delega data dal Parlamento. Ma può succedere che il decreto sia illegittimo, ovvero che se portato di fronte alla Corte Costituzionale questa lo dichiari incostituzionale? Certo che sì. Possono esservi due ipotesi. La prima è una illegittimità per non aver rispettato la legge delega. Cioè la legge delega ha posto dei limiti rispetto alla possibilità del governo di porre in essere delle regole o ha stabilito alcuni principi direttivi e il governo ne ha seguiti degli altri. In quel caso la Corte Costituzionale cosa farà? Andrà a leggersi la legge delega e verificherà se il decreto legislativo è o no conforme alla legge delega. Se non lo è, quel decreto è incostituzionale. Perché? Perché il governo può esercitare quel potere nei limiti e nella misura in cui il Parlamento gliel'ha conferito, non oltre. Può però esservi anche la cosiddetta invece illegittimità di tipo derivato, quando la legge delega essa stessa è incostituzionale. E una legge delega può essere incostituzionale, per esempio, laddove non contenga gli elementi essenziali. Per esempio, non identifica in modo preciso l'oggetto, o la cosiddetta delega in bianco, per cui io non ti dico esattamente quali criteri e principi devi seguire e tu di fatto sei libero di fare ciò che vuoi. Si è spesso dibattuto, per quanto riguarda il Jobs Act, per esempio, su come era scritta quella legge delega lì. E quella legge delega lì è scritta francamente come fosse una delega in bianco, cioè è talmente generica che il governo ha potuto poi infilare ciò che voleva. E lì si è discusso molto sulla legittimità di quella legge delega, ovvero dell'illegittimità derivata di quel decreto legislativo che di fatto emanava rispetto a un'autorizzazione che non rispettava esattamente quelli che sono i paletti che la Costituzione inserisce per il decreto legge e il decreto legislativo. Ora, se volessimo riassumere al massimo il procedimento per la formazione del decreto legislativo, noi potremmo dire che tale procedimento parte dalle Camere, le quali approvano una legge di delegazione, la legge delega, nella quale inseriscono oggetto, principi, criteri direttivi e termine. A quel punto la palla passa al governo, che deve emanare il decreto legislativo in quei termini, con quei criteri, con quei principi e con quell'oggetto. Questo è sostanzialmente l'iter. Questo atto avente forza di legge vede il Parlamento impegnato, diciamo, nella parte di inizio del procedimento, perché è dal Parlamento che si parte attraverso la legge delega. È importante ricordarselo perché il decreto legislativo lavora esattamente il decreto legge lavora esattamente al contrario, cioè il Parlamento arriva ex post, non ex ante, non prima. Il decreto legge. Il decreto legge è un altro atto avente forza di legge, il quale, a differenza del decreto legislativo, prevede un'azione senza previa autorizzazione da parte del governo che può porre in essere delle norme che appunto hanno la stessa forza della legge. Quando lo può fare? L'articolo 77 ci dice: attenzione, il decreto legge è uno strumento che può essere utilizzato in taluni casi, non in altri. In particolare è strumento straordinario, perché se noi ci leggiamo l'articolo 77, che cosa ci dice? Quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità e va avanti, identifica esattamente casi straordinari di necessità ed urgenza,
Cioè ci dice, attenzione, quella possibilità per il governo è possibilità eccezionale, non è possibilità ordinaria. E poi dovrebbe aggiungere un però, perché di fatto il governo della Repubblica l'ha sempre usato quasi fosse uno strumento ordinario per porre in essere nuovi atti normativi. In ogni caso, il decreto legge in teoria dovrebbe rappresentare quello strumento con cui l'ordinamento risponde a momenti critici, un terremoto, un'alluvione, una situazione particolare nella quale, se fosse il Parlamento il soggetto imputato a rispondere dal punto di vista della funzione normativa all'emergenza, non ci sarebbe una risposta che arriva in tempi ragionevoli. Per cui al governo si dice: tu puoi porre in essere quella risposta. Perché? Perché sei, direbbero gli anglosassoni, in the best position, nella migliore posizione, no? Perché sei il potere esecutivo, se non sei tu che agisci, chi deve agire? Il decreto però, ed è questo forse l'elemento diciamo più distorsivo per quanto riguarda l'ordinamento repubblicano italiano, non dovrebbe essere una via veloce per legiferare, anche se negli anni lo è diventata, e appunto dovrebbe essere strumento straordinario. Ora, come funziona il decreto legge? Se vi ricordate lo schema di un secondo fa, al primo posto avevamo le Camere, qui invece c'è il governo che emana il decreto legge, ma successivamente deve passare attraverso il Parlamento, il quale deve convertire il decreto. Perché? Perché i costituenti si sono preoccupati comunque di porre un argine alla possibilità del governo di porre in essere atti aventi forza di legge come i decreti. E come? In Costituzione c'è scritto che i decreti perdono, terzo comma, i decreti perdono di efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti entro 60 giorni dalle Camere. Cioè, il governo può, sotto la sua responsabilità, emanare un decreto legge con nuove regole senza passare attraverso il controllo parlamentare, ma deve ritornare al Parlamento subito, perché se entro 60 giorni quel decreto legge non viene convertito in legge attraverso un apposito strumento che è la legge di conversione, quel decreto perde di efficacia sin dall'inizio. Esempio: c'è un'immediata esigenza di contenimento della finanza pubblica e decido per decreto che l'indomani da tutti i conti correnti debbano essere prelevati euro 2. Per 60 giorni il decreto continua a permanere nell'ordinamento, il Parlamento non lo converte, i 2 euro vanno restituiti. Chiaro? Perché non potevano essere forzosamente prelevati. Ora non è proprio così, perché lo stesso Costituente al quarto comma si è premurato di dire: attenzione, se le Camere non convertono per X ragioni, comunque il Parlamento può elaborare una legge sanatoria per evitare di dover riportare la situazione a come era precedentemente. Però diciamo che sostanzialmente il fatto che il governo debba immediatamente presentare il decreto alle Camere per la conversione implica che vi sia un controllo del Parlamento rispetto all'azione governativa. Quindi non sarebbe tanto corretto dopo la reiterazione più volte? Adesso la vediamo. Allora, quali sono gli elementi classici del decreto legge? La straordinarietà e l'urgenza, il fatto che entri in vigore immediatamente o subito dopo la pubblicazione in Gazzetta o il giorno successivo, a differenza delle leggi ordinarie, no? Che hanno il periodo di vacatio legis, per cui 15 giorni devono passare affinché diventino efficaci, a meno che non siano state approvate con maggioranza assoluta, il che lì le Camere possono porre anche un tempo diverso. Ma il giorno stesso, ed è questo un elemento di controllo essenziale, il giorno stesso che il decreto viene pubblicato deve essere presentato per la conversione alle Camere, che anche se sciolte devono riunirsi entro 5 giorni. Cioè il Costituente si preoccupò di dire: attenzione, il decreto deve immediatamente essere presentato nella sede preposta alla funzione legislativa, cioè il Parlamento, che deve controllarlo sostanzialmente. Il decreto inoltre ha effetti provvisori, perché permane nell'ordinamento per soli 60 giorni, scaduti i quali, se non convertito, decade nella sua efficacia. Qui ho fatto uno schema super colorato, mi sono reso conto dopo che i colori fanno un po' così, non sono proprio i migliori. Detto ciò,
Per fare una schematizzazione, il Consiglio dei Ministri delibera il decreto legge viene emanato dal Presidente della Repubblica e c'è un'efficacia di 60 giorni. Questa è la prima via, quella della efficacia del decreto. Immediatamente però deve trasmettere il testo alle Camere, le Camere anche se sciolte si devono riunire comunque entro 5 giorni e ci sono due opzioni. Le Camere non votano la legge di conversione e c'è la perdita di efficacia del decreto, oppure le Camere approvano la legge di conversione e la legge viene promulgata. Ora, se, come dicevamo prima, il decreto dovesse decadere dopo 60 giorni perché le Camere non hanno voluto o saputo convertire, le vie sono due: o si ritorna alla situazione precedente o le Camere elaborano una legge sanatoria e dunque non si è costretti a sanare tutti quei rapporti giuridici eventualmente sorti in ragione del decreto. Quali sono i meccanismi di controllo sul decreto legge? Beh, certamente un meccanismo di controllo è quello operato dal Presidente della Repubblica, che può, nel caso, rifiutarsi di promulgare il decreto appena emanato dal Consiglio dei Ministri. C'è stato un caso eclatante, il caso di Eluana Englaro, nel quale il governo decise che era arrivato il momento, dopo 17 anni, di mandare un decreto sulla normativa sul fine vita per impedire che si desse attuazione di fatto alla sentenza della Cassazione che portò poi Eluana Englaro alla fine, del suo percorso di vita. In quel caso, uno dei pochi casi, devo dire, in cui l'ex presidente fece qualcosa di probabilmente apprezzabile, ma in quel caso quel presidente si rifiutò di promulgare il decreto perché disse: attenzione, dopo 17 anni che ha avuto il Parlamento per elaborare una normativa sul fine vita non potete dirmi che oggi c'è l'urgenza e neanche la straordinarietà perché è un caso che riguarda una persona sola. C'è certamente il controllo di tipo parlamentare. Il Parlamento, nel momento in cui deve votare la legge di conversione, può entrare nel merito del decreto legge, decidendo se convertirlo o meno e come convertirlo, perché può modificarne il contenuto fino a un certo punto. E la Corte Costituzionale, che certamente effettua un controllo di tipo successivo e dunque probabilmente controllerà non già il decreto, perché non ci sono i tempi tecnici nei 60 giorni, ma la legge di conversione, che del decreto è di fatto una espressione. Ora, quello che è accaduto per anni, in particolare nel cosiddetto periodo della Prima Repubblica, era il fenomeno della iterazione e reiterazione del decreto. Cioè, i governi cosa facevano? Dopo il tempo, limite per la conversione, dato che il Parlamento non convertiva, o ripetevano lo stesso decreto parola per parola, oppure cambiavano semplicemente una parola, qualche cosa nel contenuto e lo ripetevano nuovamente, per cui o iteravano o reiteravano, in ogni caso era lo stesso decreto che veniva ripetuto continuamente. Questa, prassi del tutto distorsiva rispetto a quanto previsto dalla Costituzione, che invece identifica nel decreto legge uno strumento straordinario, ed è chiaro che la straordinarietà, se tu lo fai, lo reiteri continuamente, decade, non è più straordinaria la normale amministrazione a quel punto. Questa prassi è proseguita sino verso la metà degli anni 90, quando a un certo punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 360 del 96 che ha detto chiaramente: guardate che la reiterazione dei decreti è incostituzionale. I governi non possono reiterare o iterare i decreti, o il decreto viene convertito o il decreto deve decadere. Ecco perché oggi quello che accade, va per la maggiore, non è tanto la reiterazione del decreto quanto la questione di fiducia sulla legge di conversione. Se vedo che il Parlamento è lento nell'arrivare a convertire il decreto, per non farlo decadere io pongo la fiducia sulla legge di conversione, evito la discussione per emendamenti e si va direttamente al voto nei tempi che sono stabiliti. Ma la nostra Corte Costituzionale, perché il nostro legislatore è particolarmente incapace di cogliere prima i vizi per cui deve sempre intervenire la Corte, è dovuta intervenire anche sulla legge di conversione ed è intervenuta nel 2014. Perché? Perché a un certo punto che cosa era accaduto?
a un certo punto ci si era resi conto che se si voleva approvare qualcosa molto velocemente, se non lo si faceva attraverso il decreto, lo si poteva fare con la legge di conversione, perché la legge di conversione è una legge, come tutte le altre, passa per le aule parlamentari, per le commissioni, insomma è una legge. Cosa accadeva a quel punto? Che venivano proposti emendamenti a questa legge di conversione che non c'entravano nulla col decreto. Per cui, che ne so, c'era il decreto per rispondere all'alluvione del territorio X e a un certo punto mi trovavo anche un emendamento con un articolo che prevedeva un tot di milioni di euro per la sagra di Teolo. Cioè, cosa c'entra con? Perché di fatto il legislatore aveva interpretato in modo molto, diciamo, elastico il ruolo della legge di conversione. Si è detto, ma se è una legge, come tutte le altre leggi può essere emendata, per cui al di là di riprendere paro paro il decreto, per cui convertirlo, io ci posso aggiungere anche quello che voglio. Cioè si utilizzava di fatto la legge di conversione come il treno veloce, no? Il Frecciarossa per attaccare quei provvedimenti di fretta e furia, magari senza discutere neanche troppo perché il tempo non c'è, che di volta in volta il legislatore voleva infilare. A un certo punto la Corte Costituzionale è intervenuta con la 32 del 2014 ha detto attenzione, no, la legge di conversione deve coerentemente riprendere il decreto legge, non è un treno veloce a cui attaccare la qualsivoglia norma, ma ha un contenuto proprio, che è il contenuto di conversione del decreto. Qualsiasi altra cosa che è incoerente di fatto è incostituzionale, perché si è utilizzato uno strumento che è quello della legge di conversione che è inidoneo a porre in essere velocemente altri provvedimenti, ma è idoneo soltanto a convertire il decreto. A quello serve, altrimenti l'utilizzo è di tipo distorsivo e un mezzo di tipo straordinario, emergenziale, viene utilizzato invece in modo del tutto, diciamo, anormale rispetto a quello che era previsto in Costituzione. Ora, qua vi avevo semplicemente citato, ma lo troverete nelle slide, proprio appunto il caso è claro, il caso in cui il governo dell'epoca emanò un decreto e il Presidente si rifiutò di controfirmarlo, evitando di fatto la possibilità per quel decreto di produrre effetto. Ora, passiamo al governo, visto che abbiamo parlato degli atti aventi forza di legge prodotti dal governo, cerchiamo di capire che cos'è, come si struttura il governo nel nostro ordinamento. Allora, bisogna intanto dire che cosa, e anche qui è bene ricordarselo sempre, in particolare oggi, perché oggi è più, è cambiata un po' la prospettiva rispetto a che cos'è il governo. Il governo nel nostro ordinamento è un organo complesso che di sicuro non è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, perché la nostra Costituzione prevede, questo alieno, prevede sostanzialmente che il Consiglio dei Ministri sia il luogo deputato allo svolgimento del potere esecutivo. Il Presidente del Consiglio coordina, dirige la politica del governo, ma non è il superiore gerarchico. Se ci pensate, da che cos'è che possiamo capire che il Presidente del Consiglio dei Ministri non è superiore gerarchicamente al ministro tal dei tali? Da un elemento semplicissimo: non può revocare la delega al ministro. Io che sono Presidente del Consiglio non posso dimissionare un ministro. Se il ministro vuole, per sua grazia, rimettersi, bene, ma se mi sta antipatico io comunque non posso chiedere le dimissioni, politicamente molto rilevante, ma formalmente non posso ritirare la funzione di ministro. Perché? Perché il capo del governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, non nomina i ministri, li nomina il Presidente della Repubblica, lui li propone e basta. Capite che non c'è un legame diretto, per intenderci, non è come il sindaco e i suoi assessori. Il sindaco nomina l'assessore, gli dà la delega, l'assessore lo fa arrabbiare il giorno dopo, gli toglie la delega e nomina qualcun altro. Con i ministri non va così. Una volta nominati, dato che non li ha nominati lui, ma li ha solo proposti al Presidente della Repubblica che li ha nominati, non li può dimissionare, perché in Costituzione non è previsto il presidente forte, no? È previsto il Consiglio dei Ministri, un organo collegiale. Ora, proprio perché è un organo complesso, è un organo formato dal Presidente del Consiglio, dai singoli ministri e dal Consiglio dei Ministri quale organo collettivo. La sua sede è chiaramente Palazzo Chigi.
Quanti governi abbiamo avuto fino ad oggi? 65, 29 presidenti del Consiglio, che è un bel numero se ci pensate, dato che non è che siamo repubblica da molto tempo, no? Per cui, e dato che una legislatura dovrebbe durare almeno 5 anni, facendo qualche conto, no, 60 per 5 fa già solo 300 anni, per cui non è possibile che siano governi che sono durati per il tempo della legislatura. Tanto per intenderci, l'ultima legislatura ha visto 3 presidenti del Consiglio diversi: Letta, Renzi, Gentiloni. Enrico stai sereno, e poi arrivederci dopo la bocciatura della riforma. Ora, dato che siamo in un sistema di tipo parlamentare, certamente la forma, diciamo, distintiva è quella per cui esiste un rapporto di fiducia tra il governo e il Parlamento. Il capo dello Stato nel nostro ordinamento è elemento neutro, perché non entra, diciamo, nella discussione politica, se non, tirato per la giacchetta, però formalmente è un organo di garanzia che aiuta le istituzioni a funzionare, ma non entra nel merito di quelle che devono essere le scelte politiche. Ora, quando parliamo di forma di governo parlamentare, parliamo di una forma di governo nella quale il governo è appunto espressione del Parlamento, e per identificare chi compone il governo sono necessarie alcune fasi. Nel nostro ordinamento la fase è quella delle consultazioni, con le quali il Presidente identifica il soggetto idoneo. Ora, come, diciamo, si procede per la formazione di un nuovo governo? Allora, elezioni. Successivamente, rispetto alle elezioni, esiste la maggioranza parlamentare. Allora, in linea teorica, il Presidente della Repubblica dovrebbe essere liberissimo di identificare il soggetto che lui ritiene godere della fiducia, cioè della maggioranza dei voti in Parlamento. Perché diciamo che in linea teorica? Perché da alcuni anni si è, diciamo, consolidata la prassi per cui i partiti cosa fanno? Mettono nel simbolo il nome del candidato, di fatto obbligando, no, dal punto di vista istituzionale il Presidente a chiedere a quel soggetto incaricato di formare un nuovo governo. Se il centrodestra si presenta con la dicitura Berlusconi Presidente, è chiaro che poi io devo chiedere a Berlusconi, perché è lui il candidato di quella coalizione politica, non è che posso chiedere a Tizio, no? Vi dirò di più, cosa abbastanza strana per la storia repubblicana, ma è prassi abbastanza recente quella per cui il segretario di partito è il candidato premier. Nella, diciamo, configurazione precedente, passatemi il termine, molto più democratica probabilmente, il segretario di partito non era mai candidato premier, perché si diceva, attenzione, il partito deve poter svolgere un'attività di bilanciamento o controbilanciamento rispetto alla maggioranza politica che sorregge l'esecutivo. La commistione dei due ruoli blocca di fatto la maggioranza politica, che è legata a doppio filo, sia perché è il tuo segretario, sia perché è il tuo Presidente del Consiglio, il che, ripeto, in termini di checks and balances, cioè di bilanciamento, non è proprio il massimo. Detto ciò, passiamo alle fasi per la formazione del nuovo governo. Innanzitutto abbiamo le consultazioni. Il Presidente della Repubblica avvia queste consultazioni parlando con dei soggetti istituzionali. Chi? Per esempio i Presidenti delle due Camere, i Presidenti dei gruppi parlamentari che si sono formati o i leaders politici. Con loro identifica colui il quale o colei la quale, ma diciamocelo pure nel nostro ordinamento possiamo dire colui il quale perché colei non c'è mai stata, che può godere della fiducia in Parlamento. Ora, il Presidente della Repubblica a un certo punto conferisce l'incarico. L'incaricato accetta con riserva, cioè che cosa fa l'incaricato? Dice va bene, grazie, Presidente della Repubblica, ma vorrei verificare anch'io se per caso, no, c'è la possibilità reale per me di avere i numeri in Parlamento. Cosa fa l'incaricato? Allora, l'incaricato può sciogliere la riserva e accettare l'incarico,
e a quel punto dovrà sostanzialmente, andare a presentarsi alle Camere, oppure rinunciare all'incarico. Vi è anche la possibilità di accettare con riserva, cioè dire aspetta, io intanto accetto l'incarico, ti propongo anche una rosa di ministri, ma voglio verificare che cosa succede davvero poi in aula. Per farvi un esempio, c'era stato una sorta di pre-incarico proprio nel 2013 a chi? A Bersani, il quale a un certo punto si è reso conto che i numeri non c'erano e ha dovuto rinunciare. Non ha potuto presentare la sua lista dei ministri, sarebbe stato un suicidio politico, perché si sarebbe presentato di fronte a un Senato che non gli avrebbe votato la fiducia. E lui ha dunque rinunciato. Se invece io, che sono stato incaricato o accettato con riserva, sciolgo la riserva, cosa faccio? Presento al Capo dello Stato la mia lista di ministri, quelli che vorrei, e il Capo dello Stato li nomina. È importante ricordarlo perché è vero che la lista dei ministri è scelta dal Presidente del Consiglio incaricato, ma è anche vero che il Presidente della Repubblica può anche decidere di non nominare i presidenti che hai nominato. Ci sono stati nella storia repubblicana degli incaricati che avevano presentato al Presidente della Repubblica addirittura nomi di ministri di puzzo di mafia, e all'epoca pensavo, guarda, poca in sé di quel nome o non abbiamo da nessuna parte, e fu cancellato il nome. È chiaro che questa non è una prassi istituzionale di tipo formalizzato, cioè non è che noi vediamo la lista che viene presentata e la lista che viene nominata, però si sa quali sono i nomi che sono stati proposti e quali sono poi i nomi realmente nominati. Ora, una volta che è stato accettato l'incarico, sono stati nominati anche i ministri, il governo nella sua totalità, ed è quella situazione che si vede anche in TV, no? Di fronte al Presidente della Repubblica giura fedeltà alla Costituzione, per cui vedi sfilare il Presidente del Consiglio e tutti i ministri che vanno lì e giurano fedeltà al Presidente e alla Costituzione di fronte al Presidente. Entro 10 giorni dal giuramento devono, o meglio, il governo, per cui in questo caso sarà il Presidente del Consiglio, si reca di fronte a tutte e due le Camere separatamente, non in seduta comune, per chiedere la fiducia. Cosa vuol dire che chiede la fiducia? In termini molto pragmatici, sostanzialmente si prepara un bel discorsetto in cui ha il suo programma politico e chiede il voto su quel programma politico. Di solito è qualcosa di scritto, arrivo subito, non lo è sempre stato. Io ricordo per esempio che proprio l'ex governo Renzi si presentò al Senato esordendo con la battuta: io non potrei nemmeno essere qui perché non ho neanche 40 anni, insomma tutto bello un po' contento e carico, ma non presentò un testo scritto, tanto è vero che i dattilografi del Senato andarono un po' nel pallone perché dovevano trascrivere tutto, perché poi quello stesso discorso con le medesime lettere deve essere votato anche dall'altra Camera, per cui se ti presenti a braccio non stai facendo un figurone, stai facendo in realtà un dispetto a chi poi deve trascrivere parola per parola, per cui di solito ci si presenta con un documento scritto e si vota su quello. In quel caso, finito il dov'è il discorso, o il Senato o la Camera dei Deputati votano e ti votano la fiducia, oppure non te la votano. Se la fiducia non viene concessa, se tu non riesci a ottenere la fiducia, non puoi entrare in carica, per cui bisogna ricominciare. Tanto è vero che se il governo non ottiene la fiducia, quello che deve fare, che si può fare, sono due vie: o si chiede, cioè il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico a un altro soggetto, ove sia possibile identificare una maggioranza tale per cui si possa convergere su questo soggetto, o si deve procedere allo scioglimento anticipato delle Camere, potere del Presidente della Repubblica, che però viene esercitato con la giusta, parsimonia, nel senso che comunque ha un potere molto forte, se ci pensate, quello di sciogliere in anticipo le Camere rispetto alla loro durata. È vero peraltro che proprio perché la nostra è una forma di governo parlamentare, ove esistano i numeri in Parlamento per un governo, si forma un altro governo, non si va ad elezioni. Siamo stati per 20 anni bombardati da questa sciocchezza, e possiamo dire pure, la diceva per la maggiore il
l'ex Presidente del Consiglio Berlusconi, per cui se cade un governo che, come tra virgolette, naturalmente uscito dalle elezioni, si deve tornare alle urne. È una sciocchezza in un sistema di tipo parlamentare. Ove il Parlamento sia in grado di identificare una nuova espressione di governo, lo può fare, è legittimo, perché è una democrazia parlamentare, non presidenziale. Gli elettori non votano il Presidente del Consiglio. Caduto lui, se ne può fare un altro, e spetta solo al Presidente identificare il soggetto. Ci fu un caso particolare molto forte nel 94, il primo governo Berlusconi, quando a un certo punto la Lega staccò la spina e Scalfaro si rifiutò di sciogliere le Camere. E Berlusconi la cosa disse: ma no, perché la sovranità popolare si è espressa sul mio nome, tu devi sciogliere le Camere. Scalfaro disse: no, guarda che la Costituzione mi impone, prima di esercitare lo scioglimento delle Camere, di cercare l'eventuale alternativa, perché sciogliere le Camere è un evento assai più rilevante che non formare un nuovo governo, perché i cittadini hanno votato i parlamentari, non hanno votato alcun governo, per cui rimettere il mandato dei parlamentari è gesto istituzionalmente molto più pesante, sciogliendo anticipatamente le Camere, che non formare un nuovo governo con quello stesso Parlamento che se ne prende la responsabilità, capite? Per cui ricordiamoci che al netto della retorica non politica, le prerogative parlamentari sono quelle per cui si formano i governi in base alle maggioranze. Punto. Questo è il sistema parlamentare. Tanti governi quanti i parlamenti ne vogliono, fin tanto che dura la legislatura. L'esempio è l'ultima legislatura, tre governi diversi, più o meno ricicciati. Ora, il Presidente del Consiglio dei Ministri che cosa fa? Allora, è nominato dal Presidente della Repubblica, ma l'avevo detto non è un superiore gerarchico rispetto ai ministri, ne dirige la politica generale e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, cioè dovrebbe perseguire il suo programma, non quello di altri. I ministri, importante ricordarsi che sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, ma appunto egli li propone, poi il Presidente può scegliere. Non devono necessariamente essere parlamentari, così come non deve essere necessariamente un parlamentare il Presidente del Consiglio. Matteo era parlamentare? No, era il sindaco di Firenze, per cui può essere nominato anche un qualsiasi altro soggetto. Che funzioni hanno i ministri? Politiche e amministrative. Politiche perché presiedono chiaramente una funzione. Pensate, che ne so, al ministro per l'istruzione, no? Si occupa di università, ricerca, tutte cose che non ha mai fatto. Ora, le funzioni appunto sono politiche, e beh, insomma, perdonatemi, ma per chi viene dal mondo dell'università, avere un ministro dell'università del genere, francamente, è un po' imbarazzante. Ora, funzioni politiche. Politiche quando partecipano alle decisioni del Consiglio dei Ministri. Amministrative quando presiedono il loro dicastero. Non dimentichiamoci che sono al vertice di alcuni ministeri che sono anche fisicamente individuabili, no? C'è il palazzo del Ministero della Difesa, il palazzo del Ministero degli Esteri, per cui sono al vertice di una complessa struttura amministrativa. Ciò non vuol dire, ben attenti, che ne possono comandare perfettamente le fila, perché in realtà chi la fa da padrone dei ministeri sono i dirigenti, che durano ad ogni ministro, per cui perdurano al ministro, c'erano prima, ci saranno anche dopo. Però è chiaro che essendo al vertice possono contribuire quantomeno ad indirizzare. Tra i ministri distinguiamo i ministri cosiddetti con portafoglio e i ministri senza portafoglio. I ministri con portafoglio sono quelli che hanno budget proprio, per cui il ministro della difesa, della sanità, dell'istruzione. Poi vi sono altri ministri che invece sono nominati ma che non hanno un budget loro specifico, gli viene assegnato di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio. Pensate, che ne so, al Ministro per la Gioventù, no? È un ministero che tu istituisci, un ministro che tu istituisci per, diciamo, svolgere quella funzione che ha particolare rilevanza politica magari in quel momento, ma non è un ministero tout court come i ministeri, diciamo, classici, che poi sono definiti anche, nel senso che hanno quel numero e quel numero soltanto. Ora, se volessimo appunto schematizzare al massimo, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta del Presidente anche i Ministri, c'è un voto delle Camere,
Se il voto è no, si torna dal Presidente della Repubblica, che ha le famose due opzioni: trovare un altro soggetto o sciogliere le Camere. Se l'opzione invece è sì, nuovo governo, si comincia a operare. Cosa molto importante da ricordare, ed è strana se ci pensate, però è funzionale al funzionamento del sistema: il primo atto del Presidente del Consiglio in carica è la controfirma rispetto alla sua nomina. Cioè, la nomina avviene attraverso l'identificazione del Presidente della Repubblica, ma il Presidente della Repubblica non fa nessun atto che è controfirmato. Tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati. Il Presidente del Consiglio, appena incaricato, firma per se stesso la propria nomina. E uno potrebbe dire: ma paradossale, cioè uno che deve ancora entrare pienamente si controfirma l'atto di nomina. È una scelta che i costituenti hanno fatto per impedire che vi fosse ostruzionismo da parte del Presidente del Consiglio uscente. Immaginatevi Berlusconi nel 94, se si sarebbe mai sognato di firmare la nomina del suo successore, col cavolo. Per cui una volta decaduto, il suo successore si è autofirmato il primo decreto di nomina, perché, ripeto, tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati o dal Presidente del Consiglio o da un ministro. Ora, le funzioni del governo, nella sua complessità e collegialità, sono di due tipi sostanzialmente: la funzione esecutiva e la funzione normativa. Ora, per funzione esecutiva intendiamo la funzione proprio di dare ordini, di utilizzare il potere esecutivo al fine di rendere effettive che cosa? Le leggi del Parlamento. Tanto è vero che abbiamo un bel ministero degli interni che presiede la forza pubblica, per esempio, no? Per funzione invece normativa abbiamo la possibilità del governo di porre in essere atti normativi, per esempio di presentare disegni di legge, per cui di presentare come governo un disegno di legge alle Camere affinché le discutano, o di elaborare decreti legislativi su delega del Parlamento o decreti legge in caso di straordinari eventi e urgenza. Ma il potere esecutivo del governo si sostanzia anche nell'emanazione dei regolamenti. E i regolamenti che cosa sono? Sono le cosiddette fonti normative di tipo secondario, cioè sono regole che in termini di forza gerarchicamente sono sottoordinati rispetto alla legge, per cui un regolamento non può contrastare con una legge, ma la può specificare. Per cui se c'è una legge che descrive generalmente una determinata fattispecie, poi il regolamento tende a creare delle specifiche. L'unico vincolo che ha il regolamento è quello di non entrare in contrasto con la legge stessa, per cui se la legge stabilisce alcuni parametri, il regolamento a quelli si deve attenere nello specificare. Il Consiglio dei Ministri è appunto quest'organo collegiale che determina il programma di governo, emana i decreti legge, perché non è il capo di governo da solo che si scrive il decreto e se ne emana, no, è il Consiglio nella sua collegialità, e nella collegialità presenta i disegni di legge, magari li ha scritti il ministro dall'Italia, ma poi è il Consiglio dei Ministri che collegialmente li deposita. Io ho dimenticato di dire, scusi. No, ma tanto l'argomento è sempre questo: il programma di governo. Può spiegare meglio che cos'è e a cosa serve? Perché se l'esecutivo deve dare esecuzione a quello che decide il Parlamento, perché c'è bisogno di un programma di governo? Beh, il programma di governo è quello di quella compagine governativa. È chiaro che quella compagine governativa risponde a quella maggioranza parlamentare, per cui sostanzialmente il programma di governo, se il governo è espressione di una maggioranza, per esempio politica, molto netta, per essere varati di un partito solo, il programma di quel partito sarà il programma di governo, per cui su quello si vota. Poi è chiaro che il programma di governo è un documento elastico, flessibile, non ci sono solitamente delle tappe obbligate, proprio perché è un programma che di solito diviene ed è un work in progress, è normale che possa modificarsi e modificarsi delle situazioni contingenti. Ora, non vi tedio con tutte le prerogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma sappiate che se volete trovare la fonte normativa che vi spiega quali sono le prerogative e del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri, basta che fate riferimento alla legge 400 dell'88 che disciplina le attribuzioni proprio di quest'organo complesso.
domande? No. Il rapporto di fiducia. È importante ricordarci che all'interno di quello che noi chiamiamo rapporto di fiducia si sostanziano sostanzialmente, scusate il gioco di parole, 3 momenti. La mozione di fiducia, quella con la quale il Parlamento di fatto dice sì alla presentazione del programma da parte del nuovo governo. Per cui il governo si presenta alle Camere, questo è il mio programma, me lo votate, e quella è la mozione di fiducia, che deve essere sostanzialmente votata entro i famosi 10 giorni dalla ricezione dell'incarico. Poi c'è la mozione di sfiducia, invece, che è la possibilità per 1/10 degli appartenenti di una Camera di presentare la sfiducia al governo, o nella sua totalità o anche a un singolo ministro. Nel caso in cui venga presentata devono trascorrere almeno 30 giorni prima che possa essere calendarizzata e discussa. Ora, la mozione di sfiducia è chiaramente un gesto politicamente forte, ma che ha poche possibilità di successo, no? Perché chi è che presenta la mozione di sfiducia? Il gruppo parlamentare di opposizione, solitamente, no? La minoranza, per cui che poi la votino tutti è difficile. Non è così, questo per quanto riguarda il governo nella sua generalità, non è proprio così nelle mozioni di sfiducia individuali, poi vedremo perché. La questione di fiducia invece è un'altra cosa, cioè la possibilità per il governo di associare a un disegno di legge, non necessariamente di natura governativa, di associare a quel disegno di legge la sua stessa esistenza. Cioè a un certo punto arriva il ministro con gli affari per il Parlamento e dice: attenzione, cari parlamentari, se non votate questo provvedimento positivamente, non solo il provvedimento non passa, ma il governo si dimette. Perché il governo pone la questione di fiducia, cioè associa a quel provvedimento la sua stessa esistenza. Perché? Perché lo ritiene provvedimento indispensabile alla realizzazione del suo programma. Questo è l'idea teorica. Come? Diciamo che non si formalizza esattamente come un ricatto, arrivo subito da lei. È in realtà la possibilità per un governo di porre, di contingentare, se vogliamo, la discussione, oggi più che mai, perché oggi è possibile addirittura con dei software presentare milioni di emendamenti, e dire no, questa parte del programma politico deve essere portata a termine, dunque elimino con la questione di fiducia la possibilità di presentare emendamenti e di continuare la discussione, si va diretti al voto. Se non votate si va a casa. È chiaro che è un modo per, virgolette, ricompattare le truppe, da un lato dal punto di vista politico, dall'altro dal punto di vista procedurale è per evitare l'ostruzionismo, cioè nel momento in cui l'Aula non riesce ad approvare perché veramente vengono presentati milioni di emendamenti, con la questione di fiducia riunisco tutto e vado avanti. Prego. Perché il governo, una volta che il primo ministro incaricato accetta l'incarico e nomina i ministri, per esempio quello che nomina i ministri suoi, perché giura prima della questione di fiducia? Perché sostanzialmente la nomina è appunto di tipo presidenziale e l'incaricato per entrare, diciamo, in incarico deve poter controfirmare l'atto di nomina. Ed è egli stesso, anche se appunto non è ancora Presidente del Consiglio, a controfirmare il primo atto. Per poterlo controfirmare deve avere già votato sostanzialmente nelle mani del Presidente della Repubblica per avere un incarico conferito ufficialmente. Poi è chiaro che quell'incarico potrebbe non realizzarsi mai nel momento in cui non si arriva poi al voto favorevole dell'Aula. Però dato che è stato previsto che la prima controfirma, il primo atto, è proprio del Presidente del Consiglio, neo incaricato, in quel caso quella è una fase che precede tutto qui. Però, quindi potrebbe succedere che ci sia il giuramento di tutti i ministri, la foto, tutto il resto, e poi si va in aula certo, e vanno a casa subito. Certo, però è una situazione che non accade mai, perché non è mai accaduta. No, appunto, ma perché non accade mai? Perché nessuno si presta a farsi incaricare, farsi la nomina di tutto quanto la compagine di governo e poi presentarsi per un no. Uno lo sa se i numeri ce li ha. Tanto è vero che nel nostro ordinamento, o meglio nella nostra storia repubblicana, pochissimi sono i casi anche di governi dimissionari per un voto palese di sfiducia. Sono pochissimi i casi, nella maggior parte li vedremo la situazione.
si parla di crisi extraparlamentari, cioè governi che si dimettono ancora prima di arrivare al voto perché sanno già che i numeri non ci sono. Detto ciò, con la questione di fiducia certamente si tende a bloccare di fatto la possibilità e da un lato di discutere del provvedimento e dall'altro dei tradimenti da parte della propria maggioranza, perché il concetto qual è? Se non voti il governo cade, se il governo cade non necessariamente saremo in grado di formare un altro e si potrebbe ritornare alle urne, per cui perdi anche il posto di parlamentare. Ora, la fiducia si usa solitamente come tecnica anti-ostruzionistica, cioè per impedire che la discussione vada avanti ad eternum e per evitare gli emendamenti. Questo è sicuramente una delle modalità per le quali si pone. Dall'altro lato, quello che è accaduto in particolare in questa legislatura è che la questione di fiducia sia stata utilizzata per problemi interni alla stessa maggioranza. Perché? Perché se da un lato ci si sarebbe potuti aspettare un utilizzo della fiducia abbastanza rilevante al Senato, dove i numeri sono risicati, evidentemente, per cui hai la necessità di ricompattare, quello che è, se volete, francamente più sorprendente è che le questioni di fiducia sono numericamente più alte nel numero alla Camera, dove il governo ha una maggioranza molto ampia e il primo partito soprattutto ce l'ha veramente molto ampia, il che ce la dice lunga sulla coesione interna del primo partito di maggioranza alla Camera e la necessità di doverlo tutte le volte contingentare in una direzione. Ora, la sfiducia, la famosa mozione di sfiducia, può essere anche individuale. In realtà noi lo sappiamo, perché la Costituzione non è chiara su questo, proprio perché c'è stato un caso nella storia repubblicana che è stato il caso del ministro Mancuso, nel quale il Parlamento votò una mozione di sfiducia individuale, cioè un solo ministro, a dire va a casa solo lui, non tutto il governo. Quella mozione di sfiducia andò a buon fine perché non fu votata dalla sola minoranza parlamentare, ma era la stessa maggioranza parlamentare che lo voleva fuori dal governo. Ma poiché non vi era alcuna possibilità per il capo di governo di dimissionare un ministro, perché l'abbiamo detto prima, no? Non è lui che li nomina, ma è il Presidente della Repubblica, perché non li può revocare, a quel punto l'unico metodo fu quello della sfiducia individuale. In quel caso il ministro Mancuso sollevò il conflitto di attribuzione, sostenendo che cosa di fronte alla Corte Costituzionale? Che il Parlamento non avesse il potere di sfiduciare un solo ministro, ma dovesse sfiduciare tutto il governo. E la Corte invece rispose in modo negativo, disse no, dato che il ministro rappresenta esso stesso un pezzo di quella compagine politica, il Parlamento ha pieno potere rispetto al suo governo, il Parlamento può anche decidere di, passatemi il termine, censurare solo parte di quella compagine governativa. Non ha una scelta obbligata, ha la scelta che desidera. Questo dice sostanzialmente la Corte. Ora, crisi parlamentare e crisi extraparlamentare. Io ho crisi parlamentare, per cui devo dimettermi perché sono obbligato a farlo, o laddove una mozione di sfiducia viene votata e passa, ma essendo mozioni che si votano per voto nominale, devi far vedere insomma che hai votato contro, per cui politicamente è difficile votare le mozioni di sfiducia, o perché sulla questione di fiducia posta a provvedimento vado sotto, cioè non passa. Quelli sono i due casi di crisi, si dice, parlamentare, perché tutto si svolge all'interno dei lavori del Parlamento. In Parlamento accade a un certo punto che il governo non ha più la maggioranza. È, ripeto, un evento raro. Solitamente noi assistiamo a quelle che vengono chiamate crisi extraparlamentari, cioè presidenti del Consiglio che salgono al colle senza che il Parlamento abbia mai votato un provvedimento a loro contro, ma ci salgono. A livello di, storia recente, l'ultimo caso, e anche in quel caso era veramente più unico che raro, di Presidente del Consiglio che si presenta di fronte alla Camera e dice votatemi la sfiducia, è Romano Prodi, che arriva a un certo punto al Senato sapendo che ormai la stella era fuori e anche Rifondazione era fuori, e dice adesso dovete votare contro, dovete prendervi la responsabilità politica di votarmi nominalmente contro, e votarono contro. In altre situazioni
o diciamo nella prassi consolidata della storia repubblicana, se io so che i numeri non ce li ho più perché un intero partito se ne è uscito dalla maggioranza di governo, prendo e salgo ai colli. Avrete sentito spesso, negli ultimi 2 anni in particolare, che alcuni commentatori politici dicevano: ma in questo momento il governo dovrebbe salire al colle perché è cambiata la maggioranza politica, perché c'è un altro partito che vota i provvedimenti del governo. Perché nella prassi costituzionale, se la tua maggioranza cambia, i rapporti di forza cambiano, forse c'è la necessità di rivedere anche la compagine di governo, magari devi fare un ministro in più o toglierti un ministro. Per cui c'è sempre un legame connaturato tra quello che è l'esistenza del governo e il tipo di maggioranza che in quel momento c'è in Parlamento. Detto ciò, ripeto, la maggior parte dei casi in cui noi abbiamo una crisi di governo sono casi in cui i governi, consapevoli di non avere più i numeri, rassegnano le dimissioni ben prima di arrivare al voto contrario. Prima di arrivare al 2013 e poco prima, prima dell'insediamento del governo Monti, noi abbiamo avuto un governo, che è stato quello Berlusconi, che si dimette non perché ha avuto un voto di sfiducia, non perché non è passata la questione di fiducia sul provvedimento, ma sale al colle perché a un certo punto si rende conto che non c'è più la maggioranza politica. E era già da un po', se vi ricordate, che la maggioranza si ritirava perché era uscito un pezzo importante, no? Ma a un certo punto abbiamo quel momento istituzionale molto forte in cui, in particolare, vi fu una forte pressione anche della Presidenza della Repubblica, ma il momento storico fu quello per cui grande crisi economica, non si è detto più pesci pigliare, la maggioranza politica era allo sbando, il Presidente del Consiglio è salito al colle e ha rassegnato le dimissioni, senza che vi fosse stato alcun atto formale, ma politicamente sapeva che era il momento di rassegnare le dimissioni. Il Presidente della Repubblica non può mai richiamare una volta che ha nominato non ha più no, perché è il Parlamento responsabile in questo caso. È vero però quello che è accaduto, e se volete un po' strano nel nostro ordinamento, l'ex Presidente della Repubblica ha giocato un ruolo spesso molto forte, no, nel svolgimento delle vicende anche parlamentari e governative, però insomma non dovrebbe poter intervenire, ecco. Ma vuole rinviare il governo alle Camere perché ottengono. Certo, quello sì, può fare, certo. Il cosiddetto rimpasto, no? Che cos'è il rimpasto? In termini giornalistici si parla di rimpasto, in termini tecnici è: io che sono il governo rassegno le dimissioni per come sono formato in quel momento, riottengo un altro incarico, mantengo magari tutti i ministri, cambiandone alcuni. Pensate all'attuale governo, c'è un ministro che se li ha fatti un po' tutti i ministeri perché lo spostano di volta in volta, che fa parte di un partito che è allo 0,002, eppure ha sempre ministeri anche belli di sostanza, no? Però adesso, finché dura. Governo tecnico invece è quella, diciamo, locuzione, anche qui giornalistica, anche non ha nessun senso in termini tecnico-giuridici, con la quale identifichiamo quei governi della Repubblica che non sono espressione della maggioranza politica tout court, cioè non fanno parte, no, di quei partiti, ma che solitamente noi troviamo in determinati periodi storici e che sono composti proprio da tecnici che hanno comunque il sostegno di quella maggioranza parlamentare che magari è trasversale in quel momento storico, ma che non appartengono a nessun partito politico, salvo formarne uno subito dopo aver avuto l'incarico, pensando che andasse bene, invece non è andato. Ma detto questo, il governo tecnico interviene, è anche questo un evento eccezionale, ma è un governo come tutti gli altri, dunque dal punto di vista formale non ha nessuna differenza rispetto agli altri, è semplicemente storicamente un escamotage utilizzato quando si devono affrontare periodi particolarmente complessi o, in alternativa, quando è necessario approvare riforme che nessun partito o coalizione politica si vuole intestare. Perché è chiaro che se tu hai un governo tecnico e votano tutti trasversalmente, la responsabilità è di tutti, ovvero di nessuno. Prego. Ma il nome del Presidente del Consiglio dove viene fuori allora? In questo caso, allora, l'esempio più recente, che è quello del governo Monti, quello che è accaduto, il passaggio che è accaduto è stato questo: dato che il problema era di natura economica, c'era un problema di credibilità del paese, insomma c'era tutto quello che è successo,
I passaggi istituzionali sono stati due. Prima il Presidente della Repubblica ha nominato un soggetto, in questo caso Mario Monti, senatore a vita, di fatto dandogli la possibilità di avere una carica istituzionale senza alcun vincolo di partito, perché se è senatore a vita. Successivamente ha dato a lui l'incarico. Ma come ha fatto a dare a lui l'incarico? Ha parlato col Presidente della Camera, col Presidente del Senato, con i gruppi politici e ha detto: siete d'accordo se io do l'incarico a questo eminente docente di economia? La risposta da parte di lui è stata sì. Questo stesso soggetto ha poi dato una lista di ministri e la maggioranza politica in quel momento, ripeto, trasversale, ha dato la fiducia. Però sostanzialmente il nome può essere anche un nome che viene, un soggetto identificato dal Presidente della Repubblica, ma il Presidente poi si confronta con le forze politiche e dice: ma è un nome che vi convince oppure no? Perché altrimenti è necessario cambiarlo. Ora, era necessario il passaggio di nominarlo? No, assolutamente no. Questo nominare una persona? Questo assolutamente no, non era assolutamente necessario. Questo passaggio è un passaggio che molti hanno interpretato nei più vari modi. Di fatto non era assolutamente necessario. Poteva nominare e basta. Assolutamente sì, così come sono stati nominati gli altri ministri che non erano membri del Parlamento e che sono tornati a fare il loro rispettivo lavoro. Per dirla proprio anche diciamo con più forza, quando parliamo di governo tecnico si tende a pensare che abbia una responsabilità quasi staccata, no, dalla politica. In realtà non è così, tanto è vero che, faccio un esempio, c'è un partito in particolare dell'attuale compagine parlamentare che continua a identificare, no, in un nome, Elsa Fornero, la riforma diciamo più odiosa, ma quella riforma lì passa con l'avallo della maggioranza politica. Lei da sola non poteva fare nulla se non piangere come ha fatto. Basta, quella è l'unica cosa che poteva fare in via del tutto esclusiva. Per il resto ciò che ha fatto l'ha fatto su un mandato parlamentare chiaro che non è venuto meno sino alla fine. Per cui dire che la responsabilità è di quella professoressa lì mi pare una sciocchezza. Semmai è responsabilità della maggioranza politica che ha sorretto quel tipo di governo e ha accettato quella riforma e che non ha voluto metterci il nome e la faccia, ma l'ha fatta mettere a qualcun altro. Però, ripeto, lo chiamiamo governo tecnico, ma è governo parlamentare, perché gode della fiducia del Parlamento, punto. Detto ciò, come dicevamo, il governo esercita una potestà che è la potestà regolamentare e dobbiamo sempre ricordarci che, dato che i regolamenti sono fonti secondarie, devono rispondere a due principi: la riserva di legge, cioè a dire esistono materie che la Costituzione riserva alla sola legge e per cui i regolamenti non possono intervenire. Pensate ad esempio alla libertà personale. Nessuno può essere punito o privato della libertà se non in forza di una legge. E la parola legge non è usata a caso dal Costituente. In virtù di una legge vuol dire che ci deve essere una norma, una regola che è stata approvata dalle due Camere. Non un regolamento che è stato emanato da un'autorità amministrativa. Ecco perché io per esempio non posso finire in galera perché magari il mio sindaco sceriffo ha deciso che quella mia condotta da domani costituisce un reato e per cui mi devono incarcerare. No, affinché io possa essere privato della libertà vi deve essere una condotta identificata del codice penale. Il codice penale lo modifica il Parlamento, non il sindaco del mio paese, che non ha quella facoltà ma ha solo potestà regolamentare. Per cui la riserva di legge è in particolare quella garanzia che i costituenti vollero attribuire ad alcune materie, per cui l'esecutivo non può porre in essere regole, si vogliono leggi. Dall'altro lato i regolamenti rispondono al cosiddetto principio di legalità, cioè io che sono un'autorità amministrativa che pone in essere regole sotto forma di regolamenti, lo faccio in virtù di una legge che mi conferisce quel potere e entro i limiti che la legge stessa prescrive. Per cui non è potere arbitrario e illimitato, ma è potere esattamente definito e anche esattamente limitato. Ora, non mi fermo molto sul principio di legalità, ma sulla giustiziabilità degli atti amministrativi sì, cioè quegli atti di tipo per esempio regolamentare presi dalle autorità esecutive e amministrative
sono soggette al controllo, in questo caso da parte delle autorità amministrative di tipo giurisdizionale, i TAR per intenderci, che hanno la possibilità di verificare che quel tale regolamento, quella fonte secondaria, non sia in contrasto con una legge che è invece fonte primaria. Non mi soffermerei molto, vi dico soltanto che per quanto riguarda le fonti regolamentari noi possiamo trovare i cosiddetti regolamenti statali, i regolamenti di enti pubblici, i regolamenti regionali e degli enti locali. In altre parole, i regolamenti si identificano in base all'autorità che li ha emanati, sempre e solo se quell'autorità per legge a quell'autorità sono state attribuite potestà regolamentari, altrimenti il regolamento non ne può emanare. E vale sempre il principio che il regolamento locale non può essere più permissivo di quello... Non è che non può essere permissivo, deve rispettare la legge, se non lo fa è illegittimo e può essere chiaramente impugnato. Passiamo a un altro organo costituzionale, il Presidente della Repubblica. Come siamo messi a sonno? Molto bene, dai, ce la facciamo a fare il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, io ve l'ho disegnato così, cioè come una sorta di grande ingranaggio che da un lato ha a che fare con il circuito della decisione politica e dall'altro con il circuito delle garanzie, perché da un lato ha a che fare con il rapporto tra istituzioni, per esempio il processo di formazione e attuazione della funzione di indirizzo politico, le elezioni, perché sciogliere Camere, la formazione del nuovo governo e via discorrendo. Dall'altro il circuito delle garanzie, perché nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale, per esempio, che non mica da poco, ma soprattutto è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, pensateci, l'organo di autogoverno della magistratura, che poi non svolga, diciamo, la funzione se non in qualità di rappresentante, perché in realtà la svolge il vicepresidente del CSM che è magistrato, ma il fatto che i costituenti l'abbiano messo al vertice anche del CSM la dice lunga sulla figura del Capo dello Stato in qualità di garante dell'ordine costituzionale. Ora, il Presidente della Repubblica è anche questo, come organo costituzionale, un organo complesso, perché ha dei poteri, si dice che sono proprio suoi, e dei poteri che invece sono formalmente presidenziali, ma di fatto non sono presidenziali. Come facciamo a distinguere quando un potere è formalmente e effettivamente presidenziale e quando invece un potere è solo formalmente presidenziale? Beh, possiamo in linea generale dire che tutte le volte che il Presidente della Repubblica esercita un ruolo di garanzia sta utilizzando un suo potere sia formale che effettivo, cioè quando nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale lo fa con un proprio atto e lo decide da solo. È bene specificarlo perché ogni atto del Presidente della Repubblica è controfirmato o dal ministro competente o dal Presidente del Consiglio, ma quella controfirma, nel caso ad esempio dei giudici della Corte Costituzionale, è, tra virgolette, non rilevante ai fini della decisione del Presidente. Il Presidente esercita quella funzione in modo autonomo. Ma il Presidente della Repubblica, per esempio, promulga anche le leggi, promulga i decreti. Quella è un potere proprio del Presidente della Repubblica, no? È tenuto a farlo. Per cui non è che può rifiutarsi, lo deve fare. La promulgazione, per esempio, può rifiutarsi la prima volta di promulgare una norma e rimandarla alle Camere, ma la seconda volta, se deriva dallo stesso testo, deve promulgare. Dunque non è un potere propriamente presidenziale, formalmente presidenziale, ma lo deve fare. La concessione della grazia invece è un potere proprio del Presidente, decide lui. Poi deve fare controfirmare l'atto al Ministro della Giustizia, ma decide lui. Il Ministro della Giustizia non deve essere d'accordo. Ok? Per cui diciamo che ci sono poteri che esercita in totale autonomia, poteri invece che deve esercitare perché la Costituzione gli impone di farlo. Ora, il Presidente della Repubblica nel nostro sistema è un elemento di razionalizzazione della forma di governo parlamentare, perché? Perché è il soggetto che identifica l'incaricato, no? È colui che svolge le consultazioni, che
dà l'incarico e dall'altro è garante dell'ordine costituzionale. Ora, come facciamo noi a saperlo? Sostanzialmente lo sappiamo perché ce l'ha un po' spiegato anche la Corte Costituzionale, che ci ha detto, per esempio, che il Presidente della Repubblica è collocato dalla Costituzione al di fuori dei tradizionali poteri dello Stato. Allo scopo di fare cosa? Salvaguardare ad un tempo sia la loro separazione che il loro equilibrio. Cioè, non dovete tirarlo per la giacchetta perché lui è fuori, è neutro, deve svolgere un lavoro neutro, imparziale, per garantire che cosa? Il corretto svolgimento della vita istituzionale. Chi è il Presidente della Repubblica? È colui che rappresenta l'unità nazionale, soprattutto nel senso della coesione e dell'armonico funzionamento dei poteri politici di garanzia che compongono l'assetto costituzionale della Repubblica. Questo non lo dico io, lo dice la Corte nella sentenza 1 del 2013. Per cui ha un ruolo assolutamente prominente nel sistema istituzionale italiano. Ha un ruolo chiaramente molto importante, è un ruolo che solitamente comunque i presidenti esercitano con massima discrezione istituzionale, cioè non abusano. Tanto è vero che il Presidente della Repubblica, per una prassi costituzionale consolidata fino all'ex Presidente, non erano mai stati rieletti, no? Perché si diceva tale è la funzione di garanzia del Presidente che è bene che ci sia un settennato e basta, in modo che non si abbia, quella figura di Presidente in carriera che vuole essere rieletto e dunque favorisce una maggioranza anche ampia, ma comunque una maggioranza, ma che finito il mandato non debba preoccuparsi di un altro mandato e per cui sia il più imparziale possibile. È stato così sempre fino all'ex Presidente, che invece ha proceduto, anche se poi si è dimesso prima della fine del settennato. Prego. Con quale criterio si è scelto di far ridurare la carica a 7 anni invece che i classici 5 anni? Perché in questo modo si sgancia il Presidente della Repubblica dalla maggioranza politica del momento, perché le Camere durano 5 anni, lui ne dura 7, per cui durerà certamente di più della Camera che lo ha eletto. Ecco perché i partiti hanno tutto l'interesse a eleggere un Presidente che sia largamente rappresentativo, perché oggi io posso essere anche minoranza, ma domani potrei essere maggioranza e viceversa. Per cui a me interessa che quella figura istituzionale sia una figura che garantisca tutti, perché appunto le maggioranze cambiano. Ora, come si diventa Presidente della Repubblica? Si deve almeno avere 50 anni. Questa fu una gaffe che io sentii all'inizio proprio di questa legislatura. Ci fu una parlamentare che disse: ma sì, il Presidente lo possiamo scegliere tra tutti i cittadini, è legge della Costituzione, visto che siamo parlamentari della Repubblica. Detto ciò, 50 anni deve avere minimo, e come si elegge? Come dicevamo prima, cioè le prime 3 votazioni richiestono una maggioranza molto ampia, 2/3, successivamente la maggioranza assoluta, ma, ed è qui quello che è importante, è il collegio qui che è importante, perché le Camere sono in seduta comune, ma non sono le sole, ci sono anche 3 delegati per ogni regione, salvo la Valle d'Aosta, e per cui capite bene che numericamente il numero è più alto. La durata è appunto 7 anni, salvo che non ci sia un impedimento per cui di salute, può succedere, in quel caso se è temporaneo per il periodo di impedimento c'è il Presidente del Senato che assolve la funzione perché è la seconda carica dello Stato, altrimenti semplicemente bisogna procedere a una ulteriore rielezione. Successivamente, quando finisce il settennato, il Presidente della Repubblica diviene di diritto anche senatore a vita. Ecco perché noi abbiamo oggi l'ex Presidente in Senato, che adesso sembra essere diventato particolarmente lungimirante, garantista. Sì, oggi sì, non lo era fino a quando ha esercitato il mandato, ma probabilmente. Vabbè, detto questo, quali sono i poteri effettivi del Presidente della Repubblica? Allora, promulgare leggi è vero, ma ha un potere effettivo, che è quello di rimandarle alle Camere almeno una volta, con messaggio motivato.
Cioè può dire alle Camere: attenzione, io questo disegno di legge ritengo abbia dei profili di costituzionalità tali per cui le Camere dovrebbero porvi rimedio. Lo può fare una volta sola. Se le Camere riapprovano è tenuto a promulgare. Capite che però è un potere molto, anche questo è un potere molto importante. Perché? Perché quando il Presidente della Repubblica ti dice che ci sono dei vizi di costituzionalità evidenti, le Camere non possono non tenerne conto. Ed è vero peraltro che tutte le volte che il Presidente ha rimandato un disegno di legge alle Camere, le Camere ne hanno tenuto conto, cioè non si discute, ecco, l'autorevolezza del Presidente della Repubblica. Ora, se volete, questo meccanismo è possibile fin tanto che il Presidente della Repubblica è estraneo al meccanismo dell'iter legislativo. Perché lo dico? Perché proprio l'ex Presidente ci aveva abituato a questa prassi molto strana, per cui Montecitorio chiamava il Quirinale chiedendogli già prima che si completasse l'iter se il disegno di legge era un disegno di legge che sarebbe potuto passare attraverso, diciamo, il giudizio della Presidenza della Repubblica. Ora capite che se il Presidente ha contribuito alla formazione dell'atto perché ha suggerito come farlo durante l'iter, o è chiaro che quando gli arriva firma tutto, perché non svolge più alcuna attività, non è estraneo al processo di formazione, ma è addentrato. Nell'ottica dei costituenti, per l'amor di Dio, è impensabile, no? Non pensare che le cariche dello Stato non si parlino, però addirittura arrivare al punto per il quale diventa quasi palese che il Presidente interviene già nell'iter legislativo sul come si fa o non si fa la norma, beh, questo lascia un po' da riflettere, no? Perché sarebbe bene invece che il Presidente fosse estraneo e che poi in modo del tutto, diciamo, imparziale potesse giudicare eventualmente la norma che viene sottoposta al suo ufficio. Il Presidente della Repubblica, quale altro potere effettivo, ha la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. Lo fa lui, non è autorizzato da qualcuno, lo fa lui. Non può, può sciogliere le Camere anticipatamente, salvo un limite, quello del cosiddetto semestre bianco, cioè negli ultimi 6 mesi di mandato non può sciogliere le Camere, non lo può fare. Questo perché? Proprio per quello che dicevamo prima, dura 7 anni per non essere, diciamo, il presidente di una maggioranza e non può sciogliere le Camere a 6 mesi dalla sua possibile rielezione, proprio perché si è voluto evitare che potesse in quel caso il presidente pensare: beh, questa maggioranza non mi è favorevole, per l'eventuale elezione sciogliamo le Camere e speriamo in un nuovo Parlamento. Non lo può fare, per cui a 6 mesi dalla fine del suo mandato non può sciogliere le Camere, salvo che le Camere non siano in scadenza, okay? Salvo nel caso in cui naturalmente andrebbero comunque sciolte. Il Presidente della Repubblica presiede il CSM, per cui è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, anche se poi, come vi ho detto prima, in realtà è il Vicepresidente che è magistrato a svolgere le funzioni, ma è importante che sia il Presidente. Perché? Perché è un momento di raccordo istituzionale, arrivo subito, tra il potere giudiziario, per esempio, e il potere politico. Prego. Nel semestre bianco il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere perché altrimenti il rischio quale sarebbe? Che potrebbe sciogliere le Camere ragionando su una sua possibile rielezione. Non abbiamo detto che non è prassi che vengano rieletti? Sì, ma non c'è scritto in Costituzione però. Però quindi l'hanno pensato, se hanno previsto un semestre bianco. Sostanzialmente avevano pensato all'impossibilità per il Presidente di farsi il Parlamento che desiderava. Detto questo, in Costituzione non c'è un limite di mandato, per cui sostanzialmente il mandato può essere rinnovato. È sempre stata prassi quella di non rinnovarlo. Io ricordo per esempio un presidente, Ciampi, che fu molto amato, a cui chiesero fortemente la possibilità, no, di proseguire il mandato, e lui disse assolutamente no, in ragione di una prassi costituzionale. Anche l'ex presidente disse no inizialmente, no? Disse no, io non me la sento, poi da capire se lo pensava davvero, anche perché, provate a pensarci, questa è una cosa, se volete, che fa più riflettere. Cosa abbiamo detto? Per la elezione del Presidente, primi 3 scrutini 2/3, dal 4º scrutinio si fa maggioranza assoluta. Ora,
maggioranza assoluta su un collegio di poco più di 1000 equivale a 500 e qualcosa, mettiamola 600, larghissimi. Ora, io mi rifiuto di credere che il Parlamento non potesse trovare un altro soggetto con 600 voti, perché 600 voti non erano tanti partiti da mettere d'accordo, primo. Secondo, si è detto, prima che venisse rieletto la seconda volta, che insomma era necessario un presidente, intanto eleggerlo subito, ma che poi avesse una grande legittimazione. Si sono dimenticati la storia repubblicana, dove ci sono stati presidenti eletti ben oltre il quinto scrutinio e con maggioranze molto più risicate, perché non è detto che le forze politiche trovino un accordo, lo devono comunque trovare almeno più di una forza politica, ma non necessariamente tutte. Dunque la giustificazione portata in quel momento storico per avere di nuovo un altro mandato fu francamente molto debole in termini di procedura di numeri. Si potevano trovare numeri più bassi, si poteva continuare a votare, non c'era nessuna urgenza di avere un Presidente della Repubblica in tempi brevissimi, anche perché, come abbiamo detto, per il principio di continuità, finché non si trovava un altro Presidente, continuava quello che c'era, in ogni caso. Diciamo che forse le ragioni erano altre. Il Presidente della Repubblica ha anche il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, concede la grazia e altre onorificenze e nomina 5 dei giudici della Corte Costituzionale, che, se volete, insieme alla possibilità di rimandare alle Camere un disegno di legge e alla possibilità di nominare il Primo Ministro e i ministri, se volete, uno dei poteri più importanti per la vita istituzionale. 5 giudici della Corte Costituzionale sono davvero tanti, in particolare se pensate che la Corte può funzionare solo laddove ne siano almeno 11, per cui 5 sono davvero un bel numero. Scusa, Prego. il Presidente della Repubblica e del Consiglio devono essere obbligatoriamente previste dalla Costituzione, 2 persone separate, o lui potrebbe... No. Anche se nel sogno, per esempio, di un ex Presidente del Consiglio c'era la Presidenza della Repubblica o il pontificato, cioè una delle due ce l'aveva dentro, perché poi non c'è riuscita, è arrivata la magistratura prima. Un'altra cosa importante che è bene ricordare, proprio perché anche su questo c'è molta confusione. Avete sentito moltissimi dire stiamo aspettando l'esito della Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché se la Corte Europea dei diritti dell'uomo dovesse stabilire che la Severino è in violazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, allora io potrò essere ricandidato. Errore. Se la Corte Europea dei diritti dell'uomo dovesse stabilire che la Severino è in violazione della CEDU, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo a cui noi aderiamo, quella sentenza della Corte Europea non ha alcun effetto nell'ordinamento giuridico italiano, cioè è richiesto un passaggio parlamentare. Noi saremmo condannati al pagamento di una multa a 15-20.000 euro con tutta probabilità, laddove vi fosse la condanna. Saremmo, invitati dalla Corte, in ragione di quella condanna, a modificare la norma, ma sempre attraverso un atto di tipo parlamentare. In altre parole, le sentenze della Corte Europea di Strasburgo non hanno il valore delle sentenze della Corte Costituzionale, che possono eliminare una norma dell'ordinamento, no. Possono condannarci a pagare una bella multa ed eventualmente a procedere a una modifica, ma non effetti diretti. Ma sempre parlando dello stesso soggetto, ma lui dice di potersi candidare nella circoscrizione estero. È una cosa campata in aria? O... È proprio una cosa campata in aria. In realtà quello che potrà fare è quello, sì, potrà avere il suo nome nel simbolo, potrà essere Presidente del Consiglio, perché paradossalmente non può ricoprire una carica elettiva, ma può ricoprire una carica di tipo esecutivo, salvo che, ma io questo non lo ricordo, non abbia l'interdizione totale rispetto anche proprio allo svolgimento di attività pubbliche. In quel caso non vi è possibilità di cura, ma il suo problema è l'eleggibilità in questo momento. Questo è il suo problema. Però il punto qual è? In ogni caso, dato che oggi la norma nell'ordinamento esiste ed è stata applicata, nel momento in cui dovesse intervenire, ripeto, la Corte Europea di Strasburgo, nulla potrebbe accadere, fin tanto che non si esprima o il Parlamento della Repubblica o, in seconda battuta, la Corte Costituzionale italiana, che dovrebbe, in ragione della sentenza della Corte Europea, stabilire che la Severino è incostituzionale. È incostituzionale poi Severino? Allora,
per come è stata la norma in sé non è incostituzionale. Quello che viene sostanzialmente sollevato come dubbio, ma che la nostra Corte ha già affrontato e ha risolto, ma vedremo cosa dice la Corte di Strasburgo, è la sua applicabilità retroattiva. Cioè si dice, è vero che io ho commesso dei reati, ma dato che questa ulteriore sanzione, che è quella della impossibilità di coprire cariche elettive, è intervenuta dopo, e io mi sono comportato male prima e non dopo, per cui tu non mi puoi punire in ragione di un fatto che ho commesso prima. Il punto qual è? Che quell'interdizione non ha valore retroattivo, nel senso, non identifica una condotta criminosa in senso proprio, identificando un nuovo reato, ma una pena accessoria, e soprattutto è intervenuta, nel suo caso, a seguito di sentenze che sono arrivate dopo. In ogni caso, cioè si è stata aggiunta, è stata un'aggiunta a qualcosa che è arrivato dopo, non prima. Detto ciò, il Presidente della Repubblica ha anche altre attribuzioni a cui esercizio è obbligato, per esempio promulgazione di una legge riapprovata dalle Camere o la firma dei decreti, li deve firmare, ok? Salvo rare eccezioni. Poi ci sono degli spazi di autonomia, come per esempio la possibilità per il Presidente della Repubblica di mandare dei messaggi motivati alle Camere, che sono delle belle lettere in cui il Presidente della Repubblica invita le Camere a fare qualcosa. Per esempio, dovete approvare una nuova legge elettorale o dovete tener conto della situazione delle carceri in Italia. Questi possono essere messaggi che il Presidente manda. Anche in questo caso, solitamente, sono messaggi che non vengono inascoltati. Poi, la controfirma. Allora, perché esiste lo strumento, diciamo, della controfirma? Cioè perché tutti gli atti del Presidente della Repubblica vengono controfirmati o dal Presidente del Consiglio o da un Ministro? Perché di fatto l'origine è quella della garanzia dell'irresponsabilità del Presidente della Repubblica. Perché il Presidente della Repubblica deve essere irresponsabile degli atti, virgolettato? Perché è così che può essere imparziale. Se non ne ha responsabilità può agire in modo imparziale. Il Presidente, in altre parole, quando firma un decreto, non è che entra nel merito del decreto stesso, perché non ha mica elaborato lui, l'ha elaborato il Consiglio dei Ministri. Semmai svolge solo l'attestazione di conformità, cioè è stato prodotto con le regole che dovevano essere rispettate. Ma soprattutto la controfirma è necessaria anche per evitare che cosa? Che il Presidente della Repubblica possa fare quello che gli pare. No. È necessario che gli organi istituzionali siano sempre in una relazione per cui c'è un controllo continuo da parte di tutti gli organi, e questo è il sistema ramificato dei controlli. Per cui sostanzialmente l'importante comunque è che ci ricordiamo che il Presidente della Repubblica ha alcune prerogative che sono sue proprie quando riguarda le garanzie sostanzialmente, mentre quando si parla di funzioni di tipo esecutivo assimilabili a quello che fa il governo o ad azioni come la promulgazione, nel caso di 2 approvazioni da parte delle Camere, che non sono originate dalla sua volontà, ma hanno a che fare con un ruolo politico. Il Presidente della Repubblica ha inoltre l'obbligo di consultare i Presidenti delle 2 Camere, per esempio quando si parla delle consultazioni, non ha l'obbligo di tener conto di quello che gli viene detto, ma ha l'obbligo di consultarli. Ha divieto di scioglimento negli ultimi 6 mesi, salvo non si coincida con i 6 mesi della legislatura, e gli atti vengono sempre controfirmati o dal Presidente del Consiglio o dal Ministro incaricato. In quali casi il Presidente può sciogliere le Camere anticipatamente? Allora, in questi casi, anche qui, siccome non era chiaro esattamente se questo potere, quali fossero i limiti di questo potere, è intervenuta la Corte Costituzionale, chiarendo sostanzialmente, sgombrando il dubbio. E che cosa ha identificato la Corte Costituzionale? Ci dice intanto che il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere le Camere per consentire al corpo elettorale di indicare la soluzione politica di uno stato di crisi,
che non permette la formazione di un governo o incide in modo grave sulla rappresentatività del Parlamento. Elementi: non deve esserci la possibilità di formare un nuovo governo. Non al Presidente della Repubblica non va di iniziare le consultazioni. Dunque lo scioglimento può essere condizionato dalla volontà dei principali partiti. Perché? Perché il Parlamento non è in grado di esprimere una nuova maggioranza. Oppure può essere uno scioglimento tecnico, cioè non legato a motivi politici, ma alla necessità di svolgere elezioni in determinati tempi. Vi faccio un esempio: se la fine mandato interviene, che ne so, a luglio, impossibile, ma a luglio, e ho le elezioni amministrative a giugno, non faccio 2 elezioni, sciolgo un mese prima e si va ad elezioni congiunte, ok? Perché può capitare che vi siano momenti in cui tu congiungi le date solo per una questione pratica, in quel caso lo può fare. Ora, è responsabile il Presidente della Repubblica dei suoi atti? No, ma ci sono dei casi in cui il Presidente è e come responsabile. E ci sono, diciamo, 2 tipologie di reati presidenziali. L'alto tradimento, che però anche qui la Corte Costituzionale l'ha identificato in modo chiaro: l'alto tradimento è solo quando il Presidente della Repubblica sta cospirando con potenze straniere. No? Che ne so, sei Presidente della Repubblica ma sei anche sul libro paga del regime dei tali. Devi esserlo, non devi essere lo Stato, altrimenti avremmo avuto sicuramente l'incriminazione di Mestre. Detto ciò, attentato alla Costituzione invece è quando il Presidente della Repubblica viola la Costituzione egli stesso, per esempio rifiutandosi di formare un nuovo governo. Cosa succede se il Presidente non avvia le consultazioni e non nomina nessuno? Che si fa? Bel problema. Che succede se il Presidente non firma per la promulgazione? A me questa legge proprio non piace, l'avete approvata 2 volte, ma a me non piace e non firmo. In quel caso lì è un attentato alla Costituzione, perché la Costituzione esplicitamente prevede che tu debba promulgare in quel caso, ed esplicitamente prevede che tu debba incaricare qualcuno per la formazione di un nuovo governo. Se non lo fai, stai violando la Costituzione, ed è lì l'attentato alla Costituzione. Non è qualcosa, diciamo, di particolarmente rilevante, se non l'omissione di alcuni atti che invece il Presidente è tenuto a svolgere. Ora, come si fa a metterlo in stato di accusa? Beh, lo stato di accusa viene determinato dal Parlamento in seduta comune, che deve votare a maggioranza assoluta lo stato di accusa. Per cui il Parlamento si deve riunire in seduta comune e votare lo stato di accusa. Poi però è la Corte Costituzionale che giudica dei reati presidenziali, per cui la Corte Costituzionale, che normalmente svolge un'attività che è quella di giudice dei diritti o giudice dei conflitti tra Stato e Regioni, in quel momento, solo per quell'occasione, diventa giudice penale, solo nei confronti del capo dello Stato. Però in quel caso ha una composizione, si dice, integrata, perché non ci sono soltanto i 15 giudici della Corte, ma ce ne sono altri 16 che sono estratti, diciamo, o meglio, sono nominati dal Parlamento proprio come giudici popolari che affiancano la Corte Costituzionale. In questo caso però il Parlamento, una volta che decide la messa in stato di accusa, attraverso la Giunta per l'autorizzazione, dovrà decidere qual è il capo di imputazione: alto tradimento o attentato alla Costituzione. Ora, il Parlamento in questo caso si riunirà e eventualmente porterà la questione di fronte alla Corte Costituzionale. Prego. Il Presidente Leone cosa aveva subito? Allora, in quel caso fu chiesta la messa in stato d'accusa, ma non passò al voto, e lui decise, esatto, a un certo punto di lasciare. Motivazione, scusi? Era stato coinvolto in uno scandalo internazionale e proprio in ragione di quello scandalo fu molto chiacchierato. Poi in realtà
non se ne seppe molto di più e anzi non si sa se poi nello scandalo era effettivamente inserito. Detto questo, fu chiesta la messa in stato d'accusa. Ora, questi sono i presidenti della Repubblica che ci sono stati, diciamo, sino ad oggi. Io qui vi ho messo alcuni esempi dell'unico sostanzialmente presidente che non portò a termine il mandato per problemi di salute, e in questo caso vi fu sì la sostituzione da parte del Presidente del Senato, perché c'è proprio un problema di salute che gli impedì di continuare a essere senato. Non fu dichiarato in questo caso decaduto, fu dichiarato il solo impedimento temporaneo, sperando che si riprendesse, ma poi così non fu. Giovanni Leone fu appunto accusato dello scandalo e in quel caso però si dimise, preferì dimettersi. Francesco Cossiga fu famoso per le famose piccolate e anche per lui fu chiesta la messa in stato d'accusa per Gladio, ma in quel caso nulla di fatto. Oscar Luigi Scalfaro fu colui che promosse, secondo alcuni, il famoso ribaltone, perché si rifiutò di sciogliere le Camere dopo la caduta del primo governo Berlusconi e invece lui formò un nuovo governo e disse appunto: la Costituzione è di una chiarezza assoluta, se in Parlamento c'è una maggioranza e questa maggioranza indica il nome di un premier, il capo dello Stato non può che prenderne atto. Poi c'è Giorgio Napolitano, che è il primo presidente ad aver accettato un secondo settennato. Io qui ve l'ho messa nelle slide, non ve la faccio oggi, ma sarebbe bello andarsi a guardare questo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, perché fu un caso emblematico in cui il Presidente della Repubblica, l'allora Presidente Giorgio Napolitano, sollevò il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, tra la Presidenza del Consiglio e la Procura di Palermo, perché la Procura di Palermo voleva utilizzare delle intercettazioni telefoniche in cui lui parlava con un indagato per la trattativa Stato-mafia. E qui devo dire che la Corte Costituzionale ha cercato di salvare capre e cavoli, nel senso che ha detto: attenzione, non si possono usare quelle intercettazioni, vanno distrutte, perché il Presidente della Repubblica è l'organo, diciamo, collocato appunto fuori dai poteri dello Stato e dunque non è responsabile degli atti che compie, ma soprattutto, questa è la ciccia di quella sentenza, a un certo punto la Corte dice: attenzione, perché se noi dovessimo mettere in cattiva luce il Presidente della Repubblica, perché in quel caso non si trattava di intercettazioni penalmente rilevanti, ma solo di intercettazioni, però magari non diceva cose proprio così convenienti, ecco, o meglio, non rispondeva in modo appropriato alle richieste probabilmente di Mancino di intervenire sul CSM, dunque sulla Procura di Palermo, ma la Corte a un certo punto dice: non possiamo permetterci di infangare la figura del Capo dello Stato, perché li rappresenta la nazione. E proprio perché rappresenta la nazione gode di una, diciamo, garanzia rispetto a questo tipo di fenomeni che è assoluta, per cui non si può procedere. In quel caso diede ragione alla Presidenza della Repubblica e si fecero cancellare sostanzialmente, non si potevano nessuno pubblicare o avere notizia di quelle intercettazioni, anche se abbiamo saputo in qualche modo che cosa c'era scritto e cosa si diceva. Ora dobbiamo fermarci, giusto? Vabbè, trovate la giustizia costituzionale comunque nelle slide che vi manderò. Volevo ricordarvi che sabato prossimo c'è un altro incontro e si parlerà di comuni, della struttura dei comuni, sul funzionamento. Il relatore è Saponaro, giusto? Che è un consigliere comunale in carica a Casier.